Benvenuti a Sport Business Forum 2025. Mi chiamo Sofia e sono qui per presentarvi il forum. La seconda edizione di Sport Business Forum, tramite oltre 40 eventi, porta in questi giorni tra Treviso, Longarone Fiere, Belluno e Cortina d'Ampezzo imprenditori, istituzioni e campioni dello sport per raccontare a tu per tu il futuro del settore. Tutto questo per scoprire da vicino le carriere di grandi sportivi e per approfondire tematiche quali l'impatto dell'intelligenza artificiale e delle innovazioni tecnologiche nello sport, l'accessibilità che abbatte le barriere fisiche e sociali, la costruzione di modelli manageriali di successo, l'eredità delle grandi manifestazioni sportive che plasmano i territori e il ruolo del turismo sportivo come motore di trasformazione economica. Prima di dare il benvenuto agli ospiti del prossimo evento, a nome dei promotori della manifestazione, vorrei ringraziare chi ha contribuito e collaborato alla realizzazione di Sport Business Forum. Un grazie speciale ai main partner del festival per averci affiancato in questa iniziativa. Grazie anche ai partner, contributor e supporter che hanno sostenuto attivamente questo progetto e ai media partner. Un'ultima nota. Il programma è in continua evoluzione e vi ricordiamo di consultare la versione sempre aggiornata su www.sportbusinessforum.com. Ora lascio la parola a chi presenterà l'evento. Vi seguirò con grande interesse. Buon festival! Grazie, buongiorno a tutti, benvenuti a Treviso. Per noi è davvero un grande onore ospitare e dare il via a questo Sport Business Forum, che è un grande momento di confronto, di dialogo territoriale, perché non riguarda soltanto la città di Treviso, ma riguarda tutta l'area dello sport system, che è un punto cardine fortissimo. Ringrazio il gruppo NEM per aver coinvolto anche la città di Treviso in questa seconda edizione, ringrazio ovviamente Confindustria e ringrazio tutti coloro che hanno contribuito e che contribuiscono a creare questo cartellone di eventi così importanti. Per le amministrazioni comunali lo sport è un punto cardine, soprattutto da un punto di vista sociale, rappresenta il futuro, soprattutto per i più giovani delle nostre comunità. Dobbiamo lavorare molto per incentivare a fare sport e quindi entrare in contatto con i campioni, come in questo caso, ma far conoscere anche tutte le opportunità legate al mondo dello sport, che possono essere anche il mondo del lavoro, credo che sia davvero una grande opportunità per la città e per la comunità. Quindi grazie davvero di cuore al gruppo NEM, un grazie a Paolo Possamai, grazie alla Presidente Carron, un saluto al Presidente Zaia, che so quanto abbia a cuore lo sport per il Veneto, e un grazie davvero a tutti voi che contribuite, ognuno con le proprie caratteristiche e con le proprie realtà, a far crescere questo sentimento di sport nel nostro territorio. Grazie di cuore. Grazie Sindaco. Quello che presentiamo è un lavoro di squadra. Nessuno sarebbe in grado di montare un festival senza un concerto di forze, di punti di vista, di apporti. Un aspetto essenziale naturalmente è la relazione con le istituzioni, quindi in primis l'amministrazione comunale di Treviso, ma anche quella di Belluno, perché ci trasferiremo anche a Belluno, la regione, e in primo luogo però i promotori con NEM e anzi gli ideatori, ossia le due Confindustrie, Confindustria Belluno Dolomiti e Confindustria Veneto Est. Partiamo da qui per dire che questo è un festival concepito come una sorta di prisma, cioè tante facce, perché lo sport si presta a essere letto sotto molteplici aspetti. Non è incidentale che l'abbiamo voluto fra Treviso e Belluno. Non è incidentale perché naturalmente qui c'è un pezzo di manifattura fondamentale nell'industria italiana dello sport system e anche europea, ma per la verità non è assolutamente casuale, per esempio, che lo scorso anno la regione Veneto fosse regione europea dello sport. Perché? Perché aveva evidentemente superato, dentro ad un setacciamento
molto largo una serie di criteri, tra questi la diffusione dell'associazionismo sportivo, la pervasività del volontariato nel mondo dello sport, la dotazione di infrastrutture, insomma l'importanza dello sport come fattore di coesione sociale, come enzima, come una sorta di fermento che rende più forte, più vitale, più energetica la società di questo territorio. Allora, per tutti questi fattori assieme, e se volete anche perché lo sport è pure bello da vedere e conseguentemente dentro al cartellone troverete davvero una parata di grandi campioni che ci aiuteranno a rileggere tante esperienze che abbiamo vissuto tendenzialmente da spettatori naturalmente più che da sportivi diretti. Credo che sarà un festival denso di stimoli, denso di occasioni anche di riflessione e di divertimento. Per cui tra oggi, tra stamane e domenica vi invito a seguire il cartellone nel suo insieme, per esempio scaricandovi il QR code che trovate correntemente sui materiali del festival. NEM non fa nient'altro che la piattaforma, fa l'aggregatore di queste molteplici competenze e cerca di esaltare e di raccontare al meglio e di portare alla pubblica attenzione quel che avviene. Ringrazio ancora una volta il Sindaco per tutto l'aiuto che ci ha garantito e chiedo a questo punto al Governatore se ci raggiunge qui sul palco per avviare effettivamente i lavori. Certo. Buongiorno. Vedete, ci siamo appena detti, ma facciamo bene subito un'intervista, è il bello della diretta. Allora, sì, facciamo subito l'intervista, signor Presidente, facciamo subito l'intervista e cominciamo per l'appunto a riflettere sullo sport rispetto alla società veneta e dunque relativamente a quel che ci ha condotto per esempio lo scorso anno a essere regione europea dello sport. Perché è avvenuto tutto questo? E lo chiedo perché probabilmente non ne siamo neanche così profondamente consapevoli. Sì, innanzitutto grazie per l'invito, grazie al gruppo NEM e grazie a tutti quelli che hanno lavorato. Giustamente tu hai detto un lavoro di squadra per questo Sport Business Forum. E un saluto a Paola Caron e grazie per l'ospitalità e tutti voi. Io penso che Nemo profeta in patria, no? Noi siamo talmente la regione più sportiva e più piena di praticanti, non solo di professionisti, ma soprattutto di praticanti a livello internazionale, per cui magari c'è troppa familiarità con le attività sportive, per cui non ce ne rendiamo neanche conto se ci pensate. Però basterebbe dire, non so, quando io vedo che ultimamente, non so, il grande slam di Imoco Volley, ecco, uno dice, vabbè, loro sono stati eccezionali, sono partiti. Pensate che questa squadretta parte da Codogné. Codogné parte da questa squadra che si chiama Antares e poi si evolve pian piano. Io andavo alle superiori e avevo già gli stranieri in classe perché avevano già i primi acquisti, mi ricordo c'era Di Toro, Castagneti. Insomma c'erano un po' di ragazzi che studiavano con me, poi si evolve, arriva a Sisley, poi si perdono per strada, insomma sappiamo tutto quello che è accaduto, e poi divisionari, no? Maschio, Garbellotto e altri che danno vita a sta roba, cioè Mission Impossible. Perché vi dico questo? Perché dietro ai riflettori, a quello della prima squadra, c'è un vivaio di quasi 1 migliaio di bambine e questo è il grande valore, no? Dell'emulazione. Adesso fanno tutti tennis, per dire, no? Cioè stanno tutti rinnovando i circoli di tennis eccetera, però qui c'è voglia di sport. Il fatto che ci sia 1 migliaio di bambine sia anche riconoscimento non solo alla parte professionale ma anche a tutti quei volontari che restano nell'ombra tutta la vita ma che tengono alimentate. Quindi il fatto che noi siamo stati regione europea dello sport, io penso che sia un giusto riconoscimento, perché questa è veramente una regione. Pensate le 2 ruote, no? Saluto Cismon io dico sempre, quando si va al Giro d'Italia ricordatevi che il trofeo senza fine è realizzato in Veneto a Vigo d'Arzere e poi le maglie a Cismon, cioè è tutto Veneto il Giro, ma anche lì noi siamo i più grandi, diciamo,
abbiamo il più alto numero di praticanti di ciclismo a livello nazionale. E infatti quando il Giro passa le strade sono piene. Quindi noi ce l'abbiamo nel sangue. Guarda, sai, si dice il tipo di sport caratterizza, o meglio, la società caratterizza il tipo di sport e il tipo di sport caratterizza la società. Dal Bronx sono usciti i pugili, perché comunque la fatica, la rabbia. Da noi, se pensate, facciamo tutti sport di fatica, di determinazione, di forza di volontà. Cioè fare il ciclista è una roba, cioè, adesso non posso fare paragoni con altri sport, che poi viene fuori una polemica, ma ci siamo capiti. Cioè noi siamo così, se le robe non sono difficili non le facciamo. Tant'è vero che lo sport, diciamo, regionale per eccellenza, al di là degli appassionati di calcio, è il ciclismo. Mi viene da dire, ma è proprio con una battuta, e spero che nessuno Non qui farla. No, vedrai che qui nessuno me ne vorrà, non credo che siano così tanti. Ma allora... Ne sono. Sì? Va bene, niente. Allora come non Devo farla io. Però l'aria aperta comunque è buona. Va bene, d'accordo. Allora, voltiamo pagina e veniamo a un capitolo di sostanza che sta a cavallo tra economia, valorizzazione del territorio, azione di marketing di territorio e ovviamente il tutto a partire da un baricentro che è lo sport. E mi riferisco al fatto che mancano 9 mesi, proprio 9. Non alle elezioni. No. Però se vuoi che parliamo di questo, No. noi siamo pronti perché più di qualche curiosità ce l'avremo. Ma veniamo ai 9 mesi delle Olimpiadi e proviamo a collocarci lungo la linea del tempo e a dire come ci stiamo preparando a questo traguardo, se siamo indietro, se ci sono delle difficoltà, se ci sono degli aspetti critici da mettere in ordine. Ma sai, le Olimpiadi confermano un fenomeno sociale, che c'è sempre qualcuno che quando gli indichi la luna ti guarda la punta del dito. E le Olimpiadi, se fosse stato per alcuni stakeholders di questo territorio a livello nazionale, noi non le avremmo mai fatte. Intanto noi dobbiamo fare un monumento alla Raggi, sindaco di Roma, ma l'ingresso di Cortina da qualche parte, perché se lei non rinunciava alle Olimpiadi estive, noi non avremmo mai avuto le Olimpiadi invernali. Quindi stavolta vinciamo noi 1-0, palla al centro. Quindi sei diventato 5 Stelle. No, non sono diventato 5 Stelle, ma ringrazio perché quell'assurdo diniego alle Olimpiadi estive è costato miliardi a questo paese di PIL. Guarda, allora noi abbiamo uno studio fatto all'inizio quando feci fare il dossier. Le Olimpiadi, se ci sono in Veneto, è grazie a me, perché me le sono inventate io. Nessuno mai potrà alzare la mano, perché comunque probabilmente molti credevano alle Olimpiadi, probabilmente, ma c'era un rischio di fare una figuraccia. Perché noi abbiamo portato avanti una candidatura in solitaria. Mari, posso dire come nasce questa candidatura? La candidatura nasce sostanzialmente da una valutazione strategica. Nasce un dossier che si chiama Milano, cioè il CONI fa il dossier per Milano, punto. Io vedo sta roba, non mi muovo perché dico questo è già deciso, c'è il governo, tanta cosa vado a fare? A schiantarmi contro il muro a 200 all'ora. A un certo punto va il governo Conte 1. Arriva Conte 1 e quello era un dossier del vecchio governo e guarda caso il sindaco appendino, o la sindaca, non so come si voglia far chiamare, Torino, si candida a Torino. Io vedo Milano-Torino, dico questi litigheranno, garantita al limone. A questo punto mi metto in scia, mi faccio fare uno scouting rispetto ai termini della presentazione della domanda, non parlo con il CONI, guardo, vedo i termini, era un venerdì sera per il CIO e mando una PEC al CIO. Tanto è vero che Malagò mi chiama e fa: ma cosa hai fatto, sei candidato? Cioè, cosa sta succedendo? Io sto qua. E la candidatura, fra l'altro, la fece con un dossier molto semplice, Cortina, e poi misi nella candidatura nostra Trento e Bolzano. Trento e Bolzano ci sono entrati loro, li ho messi io. Tanto potremmo anche dire tante robe sulla loro disponibilità a questa avventura. Però vabbè, tempo passato. Detto questo, hanno litigato, come previsto, e noi ci siamo infilati in volata e alla fine nasce Milano Cortina da una mia proposta anche sul nome, anche qui.
sempre la nostra storia, di restare sempre analogici e fermi. È impossibile mettere i nomi di due città. Io dovrei fare le Olimpiadi con Cortina e chiamarle Milano, o viceversa. A me sembra assurdo. Il CIO accettò questa proposta Milano-Cortina. Allora, il dossier di allora, che era un dossier Ca' Foscari, Bocconi e Sapienza, ci dava 1,5 punti di PIL nazionale. Il dossier, ho visto un ultimo studio di Banca Ifis che ha fatto fare il Fürstenberg proprio per le Olimpiadi, ci dà 5 miliardi e 300 milioni di euro, valutando il pre-Olimpiadi, durante le Olimpiadi e il post-Olimpiadi. 5 miliardi e 3 è tanta roba. Però c'è un aspetto che non si valuta mai, ogni tanto la tiro fuori sta roba perché secondo me fa capire anche i processi sociali ed economici, che è la teoria del vetro rotto. Chi è che l'ha già sentita da me? Non mi seguite? Allora, se qualcuno l'ha visto su Crozza lo dica adesso. no, Crozza non è così avanti, non può sapere la teoria del vetro rotto. Ma tu hai visto? Io non guardo la televisione. Questo è un Voi guaio. non avete la televisione? Sei finito su The Best Of. Ah sì? Sì. Però io non mi lamento di Crozza. Cioè. Poi l'accento lo sta migliorando. Tanti mi chiedono anche l'autografo a nome suo, fai conto te. No, volevo dirvi, la teoria del vetro rotto è una roba seria e che se facessimo un po' team building, eccetera, ragionassimo di futuro, pensate, c'è stato questo studio negli Stati Uniti. E gli Stati Uniti fanno questo studio e prendono 2 auto esattamente identiche, stesso colore, cioè 2 auto identiche, tutte e 2 verde militare, messe una di qua e una di là. Dove le mettono queste 2 auto identiche? Una la mettono nel Bronx e una la mettono in Quinta Strada a Manhattan. Le filmano, fanno un filmato, cioè ci fanno un H24, quindi le continuano a filmare di nascosto. E cosa accade? Accade che, adesso passatemi alcune inesattezze, questo studio che è uno studio sociologico, ma poi è un risvolto economico, accade che quella del Bronx, cosa succede? Viene letteralmente divorata dal vandalismo. Spaccano i vetri, smontano le gomme, si portano via tutto quello, insomma restano a carcasse. Dopo un mese, se non ricordo male, fanno vedere il filmato di quella di Manhattan, com'era secondo voi? Perfetta, intonse. A questo punto lo studio introduce quello che poi darà il nome allo studio. Decidono di rompere un vetro a quella di Manhattan. Cosa accade? Divorano anche la macchina di Manhattan. Allora, la teoria del vetro rotto cosa dice? La faccio in sintesi, cioè una roba seria e complessa, la trovate, ma se fate ricerche immagino la trovate. Dice che l'ordine porta all'ordine, il disordine porta al disordine, il bello porta al bello, il brutto porta al brutto. L'effetto del vetro rotto in positivo su un evento come quello di Cortina è che vediamo gru, ma non sappiamo quantificare quanto valore porteranno tutti questi privati e sapremo che se ci sarà l'esposizione dei gerani su una casa, ci sarà, voi non so se lo notate ma quando andate per strada, voi se fate caso e guardate con attenzione, guardate le recensioni delle case, quando c'è una siepe di una determinata essenza arborea e tagliato in una determinata maniera, almeno 2 o 3 case successive ce l'hanno e poi cambia. E quindi l'emulazione ha un effetto economico che è pauroso, quindi io punto moltissimo su quello che è l'effetto indiretto del vetro rotto sulle Olimpiadi, che ancora non è misurabile, ma darà ad esempio un nuovo rinascimento a Cortina. Cortina è figlia del 56. Perché tutti avevano paura di questa candidatura? Perché noi ci siamo confrontati come regione con 7 stati candidati. Cioè, c'era il Canada, c'era la Turchia, c'era l'Austria, c'era un sacco di roba. E poi siamo andati in finale, nella short list, i due candidati sono stati la Svezia e Milano Cortina. Ma la Svezia tentava per l'8ª volta di avere le Olimpiadi per la prima volta, quindi noi dei bookmaker eravamo fottuti, cioè sti qua hanno già avute le Olimpiadi, com'è possibile che gliele diano per la seconda volta? E siamo stati premiati perché? Per la sostenibilità, perché l'Olimpiade diffusa ci permette di utilizzare un sacco di impianti che noi avevamo già. Questo è stato il motivo. E il Bob era elemento centrale del dossier, quindi ci premia per il Bob, per questo cadavere eccellente che c'era a Cortina, che oggi è un'opera rinascimentale. Ma le Olimpiadi saranno trasformative per Cortina o per un'area vasta? Cioè possiamo stimare che avranno un impatto significativo per esempio in modo particolare sulla provincia di Belluno, oppure saranno, diciamo così,
talmente focalizzate le azioni di marketing su scala mondiale, chiamiamolo così, sul paese, sulla cittadina, e tutto il resto rimane sfocato. Ma guarda, io direi innanzitutto che vanno detti due numeri. Le Olimpiadi portano almeno 2 milioni di persone sui territori. Questi ci vengono, dormono, mangiano, stanno qui. Pensate che sul fronte dei biglietti, cioè noi abbiamo già un assalto all'acquisto dei biglietti che è una voce non irrilevante per il nostro bilancio. Stiamo parlando di milioni di euro. Adesso evito di dire per un fatto anche di rispetto. Se andate sul sito e vedete cosa costa il biglietto della chiusura, fra l'altro anche quella che ho voluto io, chiusura Olimpiadi, apertura Paralimpiadi dell'Arena di Verona, altra occasione per diffondere nel territorio. L'Arena di Verona, grazie a sto giochetto, si porta a casa 20 milioni di euro di messa a norma per l'accessibilità, quindi stiamo parlando del più grande teatro storico del mondo, anche accessibile. Ma poi avremo 3 miliardi e mezzo di cittadini al mondo che vedranno le Olimpiadi. Questi sono i dati ufficiali, dati che noi abbiamo certificati, che ci sono serviti per vendere pubblicità, per piazzare un sacco di attività. Quindi io penso che le Olimpiadi abbiano un effetto sicuramente diretto su Cortina, perché Cortina sarà sotto i riflettori, ma è pur vero sempre per la teoria del vetro rotto, per la teoria dell'osmosi, che comunque la montagna ci guadagnerà. Queste Dolomiti, al di là della nostra presunzione, non è che le conoscono a livello mondiale, non è che va in giro per le strade di Rio de Janeiro o di Singapore e dimmi dove sono le Dolomiti, questi lì. Cioè, dobbiamo anche uscire da questa presunzione. È un bel booster, no? Cioè, dopodiché vedremo anche poi, aiutati che CEL ti aiuta, perché se ti do un elemento di comunicazione a questi livelli, c'è chi quando passa il Giro d'Italia mette fuori la tabella dell'azienda, c'è chi tira giù la serranda e si prende un giorno di pausa e non si fa vedere, cioè ognuno poi, senti, evito di dire che i proverbi veneti perché poi sono volgari, però insomma avete capito di cosa si tratta, no? Nel senso che penso che sia una grande opportunità e del resto io la rovescerei. Le Dolomiti di oggi, senza le Olimpiadi del 56, sarebbero le stesse Dolomiti? No, perché le Olimpiadi del 56 ci hanno portato ad essere location per molti set cinematografici, cosa che prima non accadeva. E oggi c'è ancora rinnovato interesse, sta facendo un film su Monti e quindi sul Bob. Questa è una location che abbiamo, cioè nel senso che abbiamo una produzione cinematografica che ci arriva gratis. Le Olimpiadi nel conto nostro significano 1.800.000.000 di opere in Veneto, opere stradali, infrastrutture eccetera, che altrimenti non avremmo mai finanziato, di soldi non del bilancio del Veneto, ma ovviamente del bilancio nazionale. Posto che le Olimpiadi dimostrino l'efficienza dell'organizzazione, posto che gli obiettivi infrastrutturali siano tutti quanti effettivamente raggiunti, dal tuo punto di vista l'Italia e il Veneto hanno a quel punto diciamo così un livello di accreditamento sufficiente per candidarsi per esempio alle Olimpiadi non invernali? Ma io penso che altro effetto, diciamo, indiretto di questo evento, che sarà uno standing e una reputation a livello internazionale. Vi faccio un esempio. Quando noi siamo partiti con il Bob, è un cadavere eccellente, il Bob più vecchio al mondo, 1928, l'abbiamo fatto più corto, mi sembra sia 1,2 km contro 1,4 km, 1,5 km. Abbiamo abbattuto 856 alberi, che non è vero che avevamo una foresta delle sequoie. Comunque se qualcuno volesse avere censimento, noi li abbiamo censiti tutti, catalogati, quindi potete sapere l'età e tutti di ogni uno di questi 856. Ma ne piantiamo 10.000. Ma non è che li pianteremo, sono già stati acquistati, ma non piantine forestali, alberi, perché noi dobbiamo ricomporre tutto il paesaggio. Quindi io penso che la reputazione viene fuori dal fatto che quando siamo partiti col Bob, riprendo il filo, ci hanno spiegato tutti questi fenomeni che sanno tutto, che la Cina, che è efficientissima, semplicemente perché la democrazia è abbastanza discutibile,
il loro bob l'hanno fatto in 3 anni. Dice, come fate voi a farlo? Che manca 1 anno e mezzo. Noi ci abbiamo impiegato 367 giorni. Ma siccome l'Italian Pride, o il Veneto Pride qua non va di moda, continuate a dire che la Cina è più brava, che gli altri paesi sono più bravi, che la Germania non prenderà mai il Covid perché ha un sistema sanitario che funziona. Si è fatto il triplo del lockdown dell'Italia, vi ricordo. Noi abbiamo sto difetto, no? Cioè che vediamo sempre l'erba del vicino, ci sembra non più verde, più alta, più bella. Cioè, la verità è che noi siamo stati super efficienti a fare il bob. Con 118 milioni di opera, se non è una passeggiata. Tenta di rispondere però. Io ti ho detto che secondo me l'evento come questo, che verrà bene, sarà reputazionale a livello internazionale, darà standing ancora di più a questa regione e al paese, perché comunque è un unicum, cioè un evento nazionale che avrà visibilità internazionale, 3 miliardi e mezzo, e ci permetterà di candidarsi a tante, anzi io spero che il governo, i diversi governi approfittino di questo, diciamo, abbrivio che le Olimpiadi daranno a livello di standing. E immagino che il governo se le spenderà bene queste Olimpiadi. Il 6 febbraio ci verrà il mondo all'inaugurazione delle Olimpiadi e quindi immagino che questo sia un bel biglietto da visita. Bene, è un palcoscenico importante. Ringrazio Grazie. il Presidente Grazie Zaia. mille. Gli chiedo di rimanere ancora un istante qui sul palco e chiedo a Luca Piana, vice direttore di NEM con delega all'economia, di raggiungerci sul palco e di proseguire. Grazie Luca. Grazie. Grazie Paolo. Il Presidente deve rimanere un attimo qui con noi perché abbiamo delle sorprese. Allora, partiamo da un contributo che abbiamo, perché viene presentata in questo momento, non se ne è parlato prima, una bellissima iniziativa, e quindi chiamiamo Giovanni Petronio, che è Head of Sponsorship and Client Engagement della Fondazione Cortina, un titolo difficilissimo. Prego. Il Presidente ci fa vedere un video adesso, Petronio. Grazie. Prova. Innanzitutto buongiorno a tutti, grazie allo Sport Business Forum, grazie al Presidente per averci concesso questa opportunità. Io sono Giovanni Petronio e sono il responsabile, facciamolo facile, responsabile marketing di Fondazione Cortina. Chi è Fondazione Cortina? È un ente che ha lo scopo di promuovere il territorio attraverso grandi eventi sportivi. Promuoviamo progetti territoriali e anche siamo il comitato delegato di braccio operativo delle Olimpiadi sul territorio di Cortina. Forse alcuni di noi ci hanno già conosciuti per le Coppe del Mondo invernali che facciamo, però oggi siamo qui per parlarvi di un evento e per raccontarvi di un evento inedito che va oltre l'inverno e va oltre il confine delle Dolomiti Bellunesi. E quindi l'evento è The Great Ride, scusate, mi sono dimenticato questo. A pochi mesi dalle Olimpiadi e Paralimpiadi invernali di Milano Cortina nasce appunto The Great Ride Milano Cortina. Cosa sarà? È un'esperienza cicloturistica a tappe, navigata in self-supported. Che cosa significa self-supported? Che ognuno ha la libertà di interpretare il percorso in autonomia e secondo il proprio ritmo. Voglio ricordarvi che non è una gara, non ci sarà una classifica, non ci sarà un vincitore, ma palesemente tutti i partecipanti avranno diritto di essere chiamati vincitori. L'obiettivo è quello di unire sport, sostenibilità e quindi scoperta del territorio. Riprendo le parole del Presidente, noi siamo qui per omaggiare questo territorio e soprattutto farlo conoscere. Quindi l'enfasi dell'evento sarà un viaggio, un'esperienza. In breve, l'obiettivo, partiamo dalla legacy olimpica, quindi facciamo nascere dei progetti che hanno l'obiettivo di estendersi oltre l'evento olimpico. Perché è importante incentivare la mobilità sostenibile? Vi do 2 numeri. Il cicloturismo lo scorso anno ha portato 89 milioni di persone di presenza in Italia e ha rappresentato circa il 10 miliardi di euro di indotto per il turismo italiano. E quindi, in ultimo, vogliamo promuovere le eccellenze del territorio, che sono culturali, che sono storiche, che sono enogastronomiche, partendo anche dagli imprenditori. Quindi l'imprenditorialità che ci ha appoggiato l'abbiamo vista nei consorzi, il consorzio della Valpolicella, del Prosecco Doc,
abbiamo la cooperativa di Cortina, Forno d'Asolo e soprattutto abbiamo le eccellenze, le fiore all'occhiello dell'industria del ciclismo. In rappresentanza a Sportful ovviamente il presidente Alessio Cremonese, che ringrazio, c'è Fausto Pinarello con Pinarello, ci sarà Sidi, ci sarà Selle Italia e soprattutto c'è anche Rudy Project. Ecco, aziende locali che sponsorizzano questo evento e promuovono il territorio. 3 drivers, culturale, paesaggistico ed enogastronomico. Farò una battuta, ma non si mangeranno barrette e gel, ma piuttosto un piatto tipico, magari accompagnato da un calice di vino. Il percorso, questa è la cosa più importante, abbiamo voluto creare un ponte non solo ideale, ma reale, tra Milano e Cortina, quindi tra le 2 host city. Cercando di connettere 2 regioni, ovviamente che si prestano a ospitare il grande evento. Da Milano a Cortina 500 km, più di 4.000 metri di dislivello, attraversiamo 8 province, 7 siti del patrimonio UNESCO e soprattutto ci siamo dati un obiettivo di renderlo accessibile anche ai più. E quindi l'obiettivo nostro è quello di creare 3 partenze, dare l'opportunità di partire da Milano al Velodromo Vigorelli, da Verona in una cantina della Valpolicella che non vi svelo ancora, e da Treviso partiremo da qui dal Bottega Pinarello. Ci vediamo tutti a Cortina. Vi lascio a un breve video introduttivo, prego la regia di farlo partire. Grazie. Il Presidente ha fatto la domanda se sarà in gravel. Ecco, è consigliato in realtà avere copertoni sopra i 40 mm, accettiamo i bike, accettiamo gravel e ogni altro genere. Stavo dicendo al Presidente che io la farò da Cortina a Milano perché c'è più discesa. Per la discesa. Un applauso. Per valorizzare ancora di più il territorio abbiamo deciso, anzi ci siamo ricordati che gli eventi di bici ci si portano... Facciamo la premiazione adesso. Facciamo la premiazione, Dai, certo. Ci si ok. portano a casa 3 cose. Una è la fatica delle gambe, la seconda ovviamente è le emozioni, il ricordo, e il terzo è la maglia. Ecco, per questo motivo vorrei invitare Alessio Cremonese e soprattutto Enrico De Bona sul palco per offrire, onorare, omaggiare la maglia numero 1 prodotta da Sportful e fare una foto tutti insieme. Grazie a tutti e quindi vi aspettiamo dall'11 al 16 settembre a pedalare con noi. Grazie mille per l'ospitalità. Grazie Giovanni. Allora, bellissima questa iniziativa, non vediamo l'ora, e intanto però entriamo nei contenuti economici di questa giornata, poi ne avremo anche altri, lo sapete, e quindi chiamiamo sul palco qui con noi Emiliano Briante, che è responsabile dell'Osservatorio Valore Sport e partner di TEA Group, che ci presenta una ricerca. Prego Emiliano, che ci presenta una ricerca. Grazie. Il microfono ce l'hai. Su riportare lo sport e la cultura del movimento al centro dell'agenda politica per creare valore per il Paese. Grazie Emiliano. Ti posso chiedere il giraslide? Dovrebbe essere quel telecomandino lì. Buongiorno a tutti, grazie dell'invito. È un piacere avere una ulteriore possibilità di presentare le nostre analisi, i nostri approfondimenti sul tema dello sport, del valore dello sport, dell'impatto che ha
su tanti aspetti dell'economia e della società. È una delle ultime occasioni, vedete, l'intelligenza artificiale magari renderà obsoleti i relatori tra non molto, quindi questo è ancora più un'occasione per potervelo presentare dal vivo, ok, di persona. Che cos'è l'Osservatorio Valore Sport? È una piattaforma di European House Ambrosetti, TEA Group. Noi creiamo questi consessi in cui coinvolgere gli stakeholder per ragionare su dei temi strategici per il Paese. Pensiamo che lo sport e l'attività fisica lo siano in particolare, proprio perché hanno una serie di ritorni e di valori tangibili e intangibili su più dimensioni. La dimensione economica, la dimensione sociale, la dimensione dell'inclusione nella società. E quindi da 3 anni sostanzialmente abbiamo creato questa piattaforma attraverso un coinvolgimento anzitutto dei partner, che sono le grandi istituzioni dello sport del nostro paese, quindi il Comitato Olimpico, il Comitato Paralimpico, Sport e Salute, l'Istituto del Credito Sportivo e Culturale e una serie di partner privati che credono nell'iniziativa e nel valore che può avere per il nostro Paese. Come dicevo, si focalizza su questi 3 macro temi, quindi lo sport e l'attività fisica sono veicolo per creare valore socio-sanitario, sono un tema rilevante per l'accessibilità, l'accesso, l'inclusività, l'inclusione sociale e pertanto questa deve essere sempre più garantita nel nostro Paese, sono un vettore di creazione di valore economica, di occupazione, di possibilità di investimento e crescita. E allora oggi mi piaceva fare una serie di considerazioni su questi 3 argomenti per lasciare anche un po' di dati, un po' di riflessioni utili alle tavole rotonde che seguiranno. Noi abbiamo creato e definito una visione, quindi un obiettivo di lungo periodo al 2050, quindi con un orizzonte temporale sufficientemente lungo per consentire al nostro Paese di affrontare un cambiamento e ottenerne i risultati, che però deve cominciare oggi, o meglio è cominciato già ieri. L'obiettivo che auspichiamo con il nostro osservatorio, che include il più possibile stakeholder di varie estrazioni, è quello di creare le condizioni per portare il Paese ad essere uno dei paesi in Europa, al mondo, dove l'attività fisica e la partecipazione allo sport e al movimento siano tra i più alti, quindi riportare il tema dello sport e la cultura del movimento top of mind nell'agenda politica. È per questo che noi adottiamo anche un approccio che è il più possibile multi-stakeholder, anche a livello di decisori politici, per cui chiaramente il Ministero dello Sport e il Ministro dello Sport è il nostro interlocutore principe, ma pensate all'istruzione, pensate alla salute, pensate all'economia e alle finanze, gli esteri con tutto il tema dell'export che poi toccherò. Sono veramente tanti i ministeri che possono partecipare in un concetto che abbiamo definito Sport in All Policies a questo percorso verso un'Italia in movimento al 2050. Entro un po' sui temi, il primo è quello dell'aspetto sociosanitario, che parte dalla considerazione sul livello di attività fisica nel Paese. Qui ci sono tante statistiche diverse, ce ne sono per confrontarci a livello internazionale, ce ne sono per confrontarci in Italia tra regioni. Questa che vi propongo è quella dell'OCSE, che prende una definizione molto rigida, quindi parliamo di insufficiente livello di attività fisica quando gli adulti fanno meno di 150 minuti a settimana di attività intensa e vigorosa. E qui l'Italia è veramente messa male nel confronto, vedete, quarto paese meno attivo, più sedentario a livello europeo. Se poi guardiamo invece la parte dei bambini, qui abbiamo gli 11-15 anni, sempre con l'Organizzazione Mondiale della Sanità che dice almeno 60 minuti al giorno, la situazione è ancora più critica. 91% di bambini non farebbero almeno 60 minuti di attività fisica al giorno. E questo ci pone nelle classifiche molto indietro. Se guardiamo il nostro paese, guardiamo i dati Istat invece. I dati Istat suddividono la popolazione
tra quelli che fanno attività fisica in modo continuativo, attività fisica in modo moderato, saltuario, non fanno mai attività fisica. E allora andiamo a prendere questa ultima fascia, quindi non praticano nessuna attività fisica, e in Italia sono quasi il 35%, quindi un valore piuttosto alto, ma è interessante vedere anche come questo cambia in funzione delle diverse dimensioni sociodemografiche. Sono più sedentari gli anziani, vedete, 53% della popolazione over 65 non fa nessuna attività fisica rispetto al 25% dei 18-34 anni. Sono più sedentari i residenti nel sud e nelle isole rispetto al nord. Sono più sedentari i residenti nei comuni piccoli rispetto alle grandi città. Sono più sedentari chi risiede in periferia rispetto a chi risiede al centro. Quindi c'è un tema di accessibilità, di disponibilità anche di infrastrutture e servizi. Sono nettamente più sedentari coloro che hanno uno titolo di studio più basso rispetto ai laureati. Sono un pochino più sedentari le donne rispetto agli uomini, e questo a livello, diciamo, nazionale. Poi, dato insomma che siamo qui, abbiamo preparato anche qualche dato sul Veneto. Lo ha già detto il governatore, il Veneto è una delle popolazioni, è una delle regioni in cui la popolazione è più attiva a livello nazionale. Questo è il dato Istat su chi fa sport in modo continuativo, quarta miglior regione in Italia, e terza miglior regione su invece quella quota che abbiamo visto prima di chi non fa nessuna attività fisica. Di una buona quota, 24% in Veneto, vi ricordate, quasi 35% la media nazionale. Questo 24% del Veneto sta migliorando negli anni, abbiamo guardato un po' il trend negli ultimi 10, quindi dal 27 a 24 significa che la popolazione veneta sta diventando più attiva, o meglio, si sta riducendo ad un buon passo la percentuale di coloro che non fanno nessuna attività fisica. Qui le differenze sono in alcuni casi simili a quello nazionale, le differenze sociodemografiche, in alcuni casi diverse. Per esempio, in Veneto sono gli uomini che fanno un pochino meno attività fisica delle donne, vedete? Si conferma il tema del titolo di studio. C'è una peculiarità sull'età, per cui sembrerebbe che in Veneto sono soprattutto coloro in fascia 35-54 anni ad essere un po' meno attivi del resto della popolazione. Chiuso questa, diciamo, parentesi sui dati della sedentarietà o dell'attività fisica, ragioniamo un secondo sul tema dell'impatto che questo ha sulla salute individuale e collettiva. Il 50% di tutti i fattori che determinano lo stato di salute riguardano gli stili di vita, quindi solo il 20% riguarda la genetica, quindi è a fortuna, diciamo così. Gli altri sono fattori di contesto sanitario-socio-economici. Per metà siamo noi artefici della nostra salute in base agli stili di vita. Gli stili di vita, alimentazione, fumo, sedentarietà appunto e consumo di alcol. Questi 4 sono i principali. Siamo andati ovviamente a studiare quello della sedentarietà di cui abbiamo parlato finora, e da letteratura scientifica si trovano studi che ti dicono quanta percentuale dell'insorgenza di alcune patologie neurodegenerative, cardiovascolari, metaboliche, alcune neoplasie sono determinate dalla scarsa attività fisica, dalla sedentarietà, e sono una percentuale comunque rilevante, e questa percentuale determina l'insorgenza di queste patologie. Vi risparmio in questa serie, diciamo, tutti i passaggi di metodo che abbiamo fatto partendo da qui per arrivare a quanto impatta la sedentarietà sul sistema sociosanitario. Considerate anche che mediamente chi è sedentario fuma di più, chi è sedentario si alimenta meno, chi è sedentario ha degli stili di vita meno corretti e meno positivi per la salute. Quindi c'è anche un fattore che a cascata genera ulteriori costi. La fine del film è questo grafico che vedete, sommando sia i costi diretti e indiretti della sedentarietà sul sistema, più quell'effetto a cascata di maggiore incidenza dei sedentari sull'alcol, il fumo e la dieta sbilanciata, si totalizza, diciamo, un monte di scarsa salute che totalizza 6,7 miliardi di spesa annua per il sistema sanitario. Quindi, semplificando, la sedentarietà del paese ci costa 6 miliardi e 7 in termini di cure
ospedaliere, ambulatoriali, farmaci, spesa sanitaria, includendo anche gli effetti indiretti che questo ha sul sistema. Bene. Italia in Movimento 2050, l'ambizione di dimezzare la quota attuale dei sedentari ci porterebbe a questa situazione. Oggi spendiamo 6 miliardi e 7, dovuto alla sedentarietà per i costi sanitari. Se andiamo a tracciare una linea che ci porta al 2050, tiene conto dell'andamento della sedentarietà, dell'invecchiamento della popolazione e di altre dinamiche, se non facciamo nulla arriviamo a 8 miliardi e mezzo. Se dimezziamo il valore della sedentarietà come è da obiettivo di Osservatorio Valore Sport, lasciatemi dire male, risparmieremmo 5 miliardi e 2 nel 2050 in quell'anno e risparmieremmo, sempre detto male, 77 miliardi cumulando il periodo. In realtà non si tratta di risparmiare, si tratta di evitare dei costi che possono essere reinvestiti in prevenzione, in attività diciamo di formazione e quant'altro che hanno chiaramente un valore aggiunto superiore rispetto al curare le patologie. Passo su un altro tema, quello dell'accessibilità. Nel 2023, lo sapete, è stata introdotta l'attività fisica, lo sport, è stato riconosciuto nella nostra Costituzione con la modifica dell'articolo 33 che riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico, quindi fisico ma anche mentale, dell'attività sportiva in tutte le sue forme. Questo è un passaggio, diciamo, storico perché pone l'attività fisica e l'accesso allo sport tra i diritti del cittadino e quindi chiaramente tutte le disomogeneità a livello nazionale ancor più dovrebbero essere colmate e ridotte perché diventa un diritto costituzionale quello di fare sport e attività fisica. Cosa ha fatto Osservatorio Valore Sport? Ha messo insieme una serie di indicatori, una ventina, su queste 4 dimensioni che vedete alle mie spalle. Il primo, diciamo, cluster è quello della disponibilità di infrastruttura, che può essere chiaramente l'infrastruttura degli impianti sportivi, ma anche dei servizi che vengono erogati. Il secondo è quello della sostenibilità economica e lo sviluppo dell'ecosistema dello sport su un territorio, quindi quante e come vanno le associazioni e le società sportive sul territorio, quanti investimenti pubblici o privati si fanno in questo settore. Il terzo è l'accessibilità economica, perché ci possono essere le infrastrutture, ma ci possono essere barriere economiche di accesso all'attività sportiva, quindi quanto costa per una famiglia iscrivere i figli o in generale fare attività fisica e quanto impatta sul bilancio, diciamo, familiare. E poi ci sono elementi di contesto, ci sono, diciamo, località più fortunate rispetto al contesto naturale, voglio dire, di infrastrutture naturali che hanno, oppure di disponibilità di piste ciclabili, aree verdi, altre infrastrutture che non sono strettamente di competenza di impianti sportivi, ma possono essere usate per fare attività fisica. Bene, queste 4 aree, o ciascuna una serie di indicatori, li abbiamo misurati per tutte le regioni italiane. Abbiamo creato un indice che ci dice quanto diverso è poter accedere allo sport nelle regioni italiane. E il tema degli impianti è uno dei più rilevanti. Allora, a livello internazionale, male, come si suol dire, per cui l'Italia ha 131 impianti per 100.000 abitanti, che è ben distante dai 168 della media europea. Poi non starei troppo a guardare Finlandia con quasi 600, è un paese un po' particolare, però non a caso è il paese, diciamo, con il più alto tasso di attività fisica. Forse non è proprio un caso, però chiaramente è un contesto anche sociodemografico un po' diverso dal nostro. Ma 131 a 168 della media europea chiaramente c'è un bel distacco. A livello regionale però la situazione è veramente variegata, per cui vedete ci sono regioni del sud con 90-100 impianti per 100.000 abitanti, ci sono regioni sopra alla media nazionale in modo importante. Il Veneto si posiziona all'8° posto. Abbiamo misurato 157 impianti sportivi ogni 100.000 abitanti, più che noi l'ha fatto Sport e Salute. Questo è il censimento degli impianti sportivi di Sport e Salute. All'interno del tema impianti sportivi c'è il tema edifici scolastici, palestre nelle scuole, dove di nuovo l'Italia
in generale è messa relativamente male. Se pensiamo che 6 scuole su 10 non hanno una palestra, il Veneto è tra le regioni più virtuose, ma nonostante questo con una scuola su 2, 5 su 10 che non ha una palestra ancora disponibile. Quindi chiaramente questo tema della infrastrutturazione. Poi il Veneto, se ci vogliamo concentrare, ha una serie di punti di forza che vedete sulla parte verde della slide. È terza regione per densità di società sportive, lo ha citato il governatore prima, no? Quindi la cultura sportiva anche organizzativa che c'è sul territorio, terza per piste ciclabili, sesta per investimenti delle imprese nella filiera, qui c'è un distretto importantissimo, sesta per tasso di praticabilità sportiva, si possono praticare quasi tutte le discipline in questa regione. Meno bene sul tema economico che dicevo prima, è 18° il Veneto per costo di far praticare gli sport ai propri figli, in un indicatore che abbiamo utilizzato, e 14° per incidenza di spesa delle famiglie per fare sport, e anche 14° per percezione di sicurezza nell'area in cui si vive, che è diciamo un po' un ostacolo, una barriera, un disincentivo per uscire a correre piuttosto che fare attività outdoor. Questo è il risultato di quell'indice, quindi le prime regioni sono nel nord, centro-nord in realtà, prima Lombardia, seconda Toscana, terza Emilia, il Veneto è al quarto posto, quindi sicuramente ha un posizionamento molto positivo, e tra l'altro in miglioramento da quando abbiamo cominciato a misurare l'indice, che era il 2022. Il sud invece, vedete, è rosso, e quindi significa che ha un indice molto più basso. Perché è importante questo indice? Perché è espresso tra 0 e 100, quindi è un punteggio alla fine. Se noi lo correliamo, punteggio dell'indice sull'asse verticale, percentuale di persone che abbiamo visto prima che non praticano sport sull'asse orizzontale, e mettiamo insieme i due numeri, viene fuori una correlazione, quindi si interpola la retta, che significa più c'è indice di accessibilità allo sport in una regione, più troviamo effettivamente di fatto una partecipazione allo sport maggiore e una minore sedentarietà. Questo significa che più o meno è 1 a 1, e vedete che il Veneto è molto vicino alla retta, quindi per il Veneto questa correlazione funziona bene. Significa che se il Veneto migliora di 1% il valore dell'indice che abbiamo visto prima in quei 20 indicatori, di conseguenza teoricamente gli consente di ridurre di un ulteriore punto l'incidenza dei sedentari, e questo diventa anche un po' uno strumento di politica sul territorio. Ultimo punto, che è quello anche un pochino più centrato sull'incontro di oggi, quello dell'impatto economico, socio-economico, perché c'è un impatto di occupazione evidentemente per le famiglie. Il percorso dello sportivo è chiaro e si intuisce, e questa è solo una slide illustrativa. Chi fa sport attiva tutta una serie di filiere economiche. Lo fa semplicemente iscrivendosi a un corso in palestra, andando in piscina, frequentando un centro sportivo, perché quelli sono gli erogatori principali del servizio. Lo fa perché acquista abbigliamento tecnico, accessori, attrezzature, e c'è dietro una filiera, e non lo devo raccontare a voi che avete qui il distretto italiano più importante in questo settore. Attiva e partecipa da spettatore o da praticante a manifestazioni, da quelle amatoriali a quelle professionistiche, quindi ci sono gli eventi, la pubblicità, il marketing, c'è il tema turistico, commerciale, c'è il tema dei servizi assicurativi, finanziari, c'è il tema della filiera costruttiva per quanto riguarda gli impianti, c'è il tema del star bene, alimentarsi bene, il tema del food, nutraceutica, eccetera. Quindi in definitiva i settori coinvolti e attivati da chi comincia a fare attività fisica sono molteplici, e sono qua tutti raffigurati. Noi insieme all'Istituto del Credito Sportivo ogni anno realizziamo questo studio che misura il PIL del settore dello sport. Settore dello sport inteso con quella filiera che abbiamo visto prima, quindi molto ampia. E nel 2022, i dati sono un po' indietro per questioni, diciamo, Istat di misurazione, possiamo dire che lo sport cuba quasi 25 miliardi di PIL, l'1,4% dell'economia del paese. Vedete i 3 cerchi, significa 4 miliardi e 2 è il contributo del settore dei servizi dello sport in senso stretto, quindi chi eroga servizi sportivi. Nel cerchio blu ci sono le attività strettamente correlate, certamente se non giro la slide, grazie,
Ci sono le attività strettamente correlate e quindi la manifattura di prodotti e attrezzature per lo sport, e in quello ancora più esterno ci sono quei servizi di cui parlavamo prima, quindi commercio, marketing, pubblicità, assicurazioni, eccetera. Quant'è 24,7 miliardi, 25 miliardi? È un valore equivalente a quello di interi settori blasonati dell'economia nazionale, quindi è il doppio del settore farmaceutico, che è il primo settore manifatturiero in Europa, cioè la farmaceutica italiana è la prima in Europa dopo, anzi prima della Germania, quindi la prima in Europa. È quasi una volta, quasi due volte, 1,7 tutta la filiera dell'arredo è uguale, largo per circa, tutta la filiera dell'abbigliamento. Quindi lo sport è una filiera tra le prime del paese. Abbiamo realizzato una serie di analisi che ci fanno vedere la prospettiva di crescita che diciamo nei prossimi mesi e anni ci possiamo aspettare. Lo abbiamo fatto anche per l'occupazione, quindi è un settore, un macro settore che oltre a creare PIL ovviamente sostiene occupazione direttamente e indirettamente. Parliamo oggi di circa 410.000 lavoratori che diventeranno 425, sono già diventati 425 nel 2023 come stima. Il Veneto, come fa in questa, diciamo, in questa fotografia, che contributo dà e come è rappresentato? Questi sono i dati, sono dati stimati, chiaramente non esiste ancora uno strumento statistico che ci permette di misurarlo in modo definitivo. L'Istat sta lavorando in questi mesi ad un cosiddetto conto satellite e quindi l'Istat rilascerà proprio il dato specifico del PIL dello sport tra pochi mesi probabilmente. Questa è ancora una stima, però di fatto abbiamo stimato che il Veneto contribuisce con circa il 10%, poco più del 10% a quel valore di prima, con 2,6 miliardi di PIL e 34.000 persone coinvolte nelle filiere allargate dello sport. Ultimo elemento che vi volevo far vedere è quello dell'export in un distretto come quello di Treviso Montebelluno, che è un campione di export. L'Italia, questo è il dato per il paese, esporta 7 miliardi di prodotti sportivi l'anno, è il quarto paese europeo per export in questo settore, e in una serie di prodotti è eccellenza a livello mondiale. Siamo i primi esportatori di armi da tiro, di attrezzatura di abbigliamento da sci, i secondi per selle di biciclette, i terzi per attrezzatura da palestra, i quarti su tutto quello che riguarda scarponi, sci, snowboard, eccetera, il quarto per calzature sportive, e poi ci sono i costumi da bagno, i cerchioni di bicicletta e tutta un'altra serie lunghissima di prodotti di eccellenza in cui il nostro paese è nella top 5 o poco meno nelle esportazioni mondiali. Il Veneto fa 400 milioni di quei 7 miliardi, fa il 33% dell'export nazionale, fa con Treviso il 90% del Veneto, quindi Treviso è di fatto by far la prima provincia italiana per export di questo settore. Dove possiamo arrivare? Chiudo con un'altra proiezione come vi ho fatto vedere prima. Se raggiungiamo gli obiettivi di Italia 2050 in movimento, dimezzare la quota di sedentari, aumentare il numero di impianti sportivi al pari almeno della media europea, eccetera, ci possiamo aspettare che il PIL dello sport, che oggi vale 25 miliardi circa e andrà a crescere per effetto, diciamo, della dinamica attuale fino ai 40 circa, potrebbe fare un balzo invece a più di 60. Quindi vuol dire avere un potenziale di creazione valore economico per il paese di 270 miliardi mal contati da qui al 2050 accumulati e di 374.000 posti di lavoro in più per il paese. Se lo pensiamo sul Veneto, che già ha dei livelli alti e di contributo rilevante su questi numeri, chiaramente diventa un asset che potrà essere ancora più sfruttato anche e soprattutto grazie all'evento dell'anno prossimo delle Olimpiadi. Mi fermo qua. Grazie ad Emiliano Briante, perché questi numeri ci hanno aiutato a capire quanto è importante anche il nostro Sport Business Forum, e grazie, quindi complimenti per l'analisi. Allora, ci sono delle aziende che
non vedono l'erba del vicino più verde perché sono in questo territorio e sono delle aziende straordinarie. Ne abbiamo 2 con cui partiamo da questo primo incontro di oggi e quindi chiamiamo Alessio Cremonese, che è amministratore delegato di MVC Group e presidente di Assosport. Benvenuto Alessio. Abbiamo Arianna Colombari che è la Corporate Communication and Sustainability Director di Technical Group. Buongiorno Arianna, benvenuta. Prego. E poi abbiamo invece chi lo sport lo organizza e quindi abbiamo con noi Dino Ponchio, che è presidente del CONI Veneto. Benvenuto. Grazie. Allora, benvenuti, vi ringraziamo per essere qui con noi. Io vorrei partire da Alessio Cremonese, che è presidente di Assosport e quindi in qualche modo deve raccogliere la palla che è stata alzata dal presidente Zaia. La teoria del vetro rotto. Siamo pronti a emulare, grazie anche alle Olimpiadi, con le nostre straordinarie imprese, i comportamenti dei migliori e cercare di far sì che questo evento possa dare un contributo importante non soltanto al turismo ma anche al territorio nel suo complesso. Ma credo, intanto buonasera a tutti e a tutte, grazie per l'invito. Credo che sì, la teoria che ha detto il Presidente è sicuramente molto visibile anche nel nostro comparto. Pensiamo ad esempio all'emulazione che c'è stata nel settore della calzatura proprio qui vicino a Montebelluna, dove da delle aziende leader che sono nate, sono cresciute, poi il tessuto si è sviluppato e a sua volta ha creato delle bellissime aziende, delle bellissime realtà. Quindi credo che le Olimpiadi possano solo dare un contributo importantissimo e una visibilità ai nostri marchi e a tutte le aziende che appartengono al nostro territorio. Quindi credo che le Olimpiadi siano importanti come evento e come visibilità, ma come diceva giustamente anche prima il Presidente, l'importante sia la legacy e l'importanza di quello che lasceranno, la visibilità dei nostri marchi, la visibilità del nostro territorio, la visibilità dei nostri prodotti anche culinari che abbiamo delle eccellenze fantastiche. Cosa dire? Penso che la possibilità di crescere del nostro comparto, l'abbiamo vista, è sicuramente innegabile. È un settore che poi crea a sua volta un volano di buone pratiche, perché lo sport, noi diciamo sempre in Manifattura Valgismon, che è la mia azienda, che noi non creiamo solo dei buoni lavoratori, ma creiamo anche dei sportivi, o perlomeno dei lavoratori con la mentalità di sportivo, perché la mentalità dello sportivo è importantissima, perché aiuta a capire che senza l'allenamento non arrivi da nessuna parte, aiuta a capire che il sacrificio è importante e soprattutto porta a focalizzarsi sull'obiettivo e a dare un contributo assoluto a quello che è l'obiettivo. Ecco, è molto importante, lei ha citato Valcismon, appunto, che è all'origine dell'acronimo, che come si chiama adesso il gruppo MVC. Ecco, una storia bellissima, perché si parte focalizzati su uno sport, lo sci di fondo, e si evolve in maniera incredibile crescendo in settori diversi che oggi pesano di più, giusto? Sì, noi siamo partiti con lo sci di fondo, con una gara che è la Marcialonga di Fiamme e Fassa. Mio padre... Funziona? No, sì. Mio padre si costruì la prima tuta da fondo e quindi partecipò e da lì nacque il marchio Sportful. Successivamente per stagionalità siamo passati al ciclismo che completava, diciamo, tutta la parte anche estiva del nostro ambiente, e adesso, come ha detto lei, il ciclismo è talmente popolare, talmente importante che è diventato il 65% della nostra produzione. Valcismon esattamente perché noi siamo collocati in un paesino di Fonzaso dove siamo il prossimo anno saranno 80 anni, e dove appunto scorre il torrente Cismon, e da lì il nome della nostra azienda. Grazie, torneremo poi anche a MVC Group dopo. Posso fare un salto a Dino Ponchio, perché allora non tutti lo conoscono, forse qualcuno lo conosce per le sue telecronache sportive assieme a Bragagna dell'atletica, però in realtà Dino Ponchio è stato commissario tecnico della nazionale italiana di atletica e direttore tecnico della nazionale di atletica addirittura per 9 anni, direttore tecnico, giusto? Quindi lei ha visto crescere
Esatto, lei ha visto crescere dei campioni, ci dice qualcuno di questi? Sì, buongiorno, grazie dell'invito, come si dice sempre, ma in questo caso è proprio partecipato. Sono contento di vedere crescere e svilupparsi questa idea, progetto che si colloca come punto di riferimento per lo sport nel Veneto e non solo. Sì, nasco, come mi piace dire, insegnante di educazione fisica per poco tempo, perché poi sono passato a fare lo sport delle medaglie, quello olimpico, e in quella veste ho potuto seguire molti campioni direttamente l'ho preso a 14 anni un ragazzo che poi è diventato un uomo e che ha vinto delle medaglie tante anche alle Olimpiadi, che si chiama Giovanni Evangelisti, ma ho seguito e portato in Italia un'altra ragazza che sarà anche qui in questi giorni, che è Fiona May, mia carissima amica, quindi tante esperienza però dell'altra vita. La mia vita in questo momento, la mia missione è quella, la mia Olimpiade, ho sentito parlare di Olimpiadi, io non ho partecipato a 6, che non sono poche, estive. Devo anche fare una precisazione, le Olimpiadi invernali sono una cosa importante, quelle estive sono un'altra cosa, bisogna essere onesti, la dimensione è diversa. La mia Olimpiadi è adesso fare sport, abbiamo visto i dati presentati precedentemente, a tutti i ragazzi e le ragazze in modo elettivo, ma a tutta la popolazione del Veneto. La mia medaglia che cerco è quella e su questo stiamo lavorando molto. Ecco, lei dice che lo sport è un'agenzia educativa. Abbiamo visto dalla ricerca che ci ha presentato Giovanni Petronio quanto importante può essere. Definire lo sport è quasi impossibile. Lo sport è un fenomeno complesso, è un puzzle, è sfaccettato e ogni faccia ha molto significato. Alcuni li abbiamo visti. Uno di questi, visto che abbiamo avuto con ritardo, parentesi, colpevole, parentesi, siamo entrati in Costituzione, quindi questo ci gratifica, ci onora e ci responsabilizza, noi ma anche tutta la società. Valore educativo, ormai le agenzie educative in Italia, spariti i patronati, sono la famiglia, la scuola e lo sport, c'è poco da fare. I dati che abbiamo visto precedentemente, non entro nel merito perché i numeri li do bene anch'io e anche lì se valutassimo la prima slide con la seconda sarebbe contraddittoria, ma lasciamo perdere. La pratica sportiva in Italia è significativa. Non certo siamo all'eccellenza, ma dobbiamo migliorare. Nel Veneto do i numeri, qualcuno dice che do spesso i numeri sono questi del Veneto, 650.000 tesserati alle varie organizzazioni sportive. Poi si può entrare nel merito e sezionare il dato, ma questo è il dato stimato al ribasso. 160.000 addetti ai lavori, presidenti, tecnici, allenatori, financo i mister del calcio, e 99,4 volontari. Qui si parla di operatori professionali dello sport. Lo sport si regge ancora sul volontariato e quando nelle ultime slide si parlava di costi della pratica sportiva, i costi sono aumentati molto grazie o a colpa della perversa, pessimissima, mio neologismo che chi mi conosce sa che uso, pessimissima legge di riforma dello sport, applicata e declinata nel lavoro sportivo in particolare, perché ha omologato le piccole società di quartiere di calcio, faccio sempre l'esempio Juvenilia perché è assonante di Padova, con la Juventus, budget 70.000, budget 7 miliardi. Ecco, la legge era partita con le stesse premesse per tutti, grazie a noi che abbiamo urlato non nel deserto, è stata migliorata, mitigata, calmata, calmierata, adesso è applicabile a costi bassi per la pratica sportiva di base, ma per avere costi bassi bisogna affidarsi a professionisti esterni, leggasi commercialisti, e lo ripeto, i commercialisti, perché dico questo, si sono offesi e mi hanno denunciato, ma lo ripeto, le piccole società sono costrette
ad appoggiarsi ai professionisti, è un dato di fatto, commercialisti e consulenti del lavoro, per poter usufruire dei vantaggi e degli sgravi fiscali con costi fissi molto alti, che sono circa del 20-30%. E arrivo alla conclusione di questo intervento, non so se ce ne saranno ancora, ma spero di concludere con la mia conclusione che ho qui, partorita stanotte. Questi costi sono riversati, pena morire per le società, ma è un male che dobbiamo evitare, vengono riversati sullo sponsor vero dello sport italiano, che sono le famiglie che portano i ragazzi a fare sport, che trovano le rette e le quote mensili aumentate significativamente. Per evitare questo abbiamo bisogno di voi, dell'area del pubblico e del privato, a sostegno di questa realtà di base. Sappiamo sempre che in Parlamento ci sono tanti avvocati e tanti commercialisti, questo è una delle grandi pecche del nostro Paese. Grazie Presidente, ci torneremo perché poi avrò un'altra domanda per lei, però abbiamo Arianna Colombari che, come vi ho detto, fra le varie responsabilità che copre in Technica Group è anche Director della sostenibilità, e qui si apre un tema grandissimo, perché ovviamente è uno dei temi che sta coinvolgendo le aziende del nostro territorio in maniera più significativa. Vorrei partire da un esempio. Il vostro marchio Lowa, il marchio tedesco di calzature per la montagna, e lì in Germania risuolate le scarpe, è giusto? Ho capito bene? Sì, noi ogni anno, buonasera a tutti, intanto buongiorno a tutti e grazie per l'invito. Noi tra i vari marchi siamo proprietari del brand Lowa, che è stato acquisito nel 93 da un'azienda italiana, quindi uno dei primi casi di acquisizione di un'azienda tedesca da parte di un'azienda italiana, che produce ogni anno più di 3 milioni di paia di calzature che vendiamo in tutto il mondo. In Italia forse è un po' meno conosciuta, ma in Germania, in Svizzera, in Olanda siamo leader di mercato e anche oltreoceano. Sono calzature per la montagna vera, calzature insomma. Per la montagna. In realtà coprono tutto l'ambito outdoor a 360 gradi, quindi dall'avvicinamento fino ai 6.000 metri, compreso la linea d'arrampicata. Quindi noi introduciamo nel mondo tantissime paia di calzature ogni anno e abbiamo visto un trend in aumento da quando abbiamo introdotto il programma di risolatura o rimessa a punto della calzatura. Questo mi incuriosisce, cioè perché un produttore di scarpe deve introdurre il programma di risuolarle? Insomma, questo è veramente colpisce. Perché uno pensa all'iPhone che si butta dopo 2 anni. No, certamente il mondo però nel frattempo è cambiato e noi ci siamo resi conto come responsabilità del produttore che è il nostro principale punto d'attenzione estendere la vita del prodotto, quindi laddove si può intervenire cerchiamo di intervenire e non di incentivare all'acquisto di qualcosa di nuovo. Quindi noi ogni anno in Germania nella nostra sede raccogliamo 40.000 paia di scarpe da tutto il mondo, soprattutto dai paesi dell'arco alpino preciso, perché ovviamente è più semplice, ma ci contattano da ovunque e in alcuni casi le risuoliamo completamente, in altri casi cambiamo la parte solo del tacco oppure procediamo con un'impermeabilizzazione, una pulitura a fondo di una calzatura che diventa ulteriormente utilizzabile, quindi non viene incentivato a gettarla, ma viene incentivato a continuare ad usarla. Il costo è di circa 80 euro e questo dipartimento, che è operativo a tempo pieno, impiega circa 6 persone che fanno solo questo tutto il giorno per noi, per tutti i nostri consumatori. Di lì siete passati agli scarponi. Di lì non è stato proprio un passaggio automatico, c'è stata una grandissima ricerca per riuscire a risolvere il problema di come gestire invece proprio la fine vita, proprio nel momento in cui si decide di dover dismettere uno scarpone, perché ovviamente subentrano anche delle componenti di sicurezza, ovviamente, quindi lo scarpone non può essere continuato ad usare in eterno e al momento chiunque di voi debba gettare uno scarpone, anche se fa il cittadino coscienzioso, si reca in discarica e butta lo scarpone nel cassone degli inerti e lì resterà per sempre, nel senso che nessuno aveva mai trovato un modo per poi smantellarlo completamente, perché uno scarpone è composto da 120 componenti singole, plastiche, ferrose e di imbottitura. Quindi quando lo vedete così magari non sembra, però 120 componenti come passi a riciclarlo. Quindi il segreto per noi è stato quello di trovare dei partner locali che ci aiutassero a trovare il sistema per smembrare uno scarpone, suddividere le varie
varie componenti tra plastiche, ferrose, alluminio, imbottitura e ridare a ciascuna componente, secondo appunto il suo nuovo ciclo, una nuova vita. Per il nostro assetto, quindi col fatto che non facciamo solo scarponi, ma noi produciamo pattini, sci, dopo sci e calzature, riusciamo a riutilizzare quasi tutto quello che ricicliamo, inserendolo non fondendo le plastiche, riniettando le plastiche dello scafo dello scarpone, ma in vari componenti, il puntalino dello sci, il tallone del pattino, piuttosto che componenti del gambetto dello scarpone. E ne abbiamo raccolti più di 40.000 paia negli ultimi 4 anni. Ma in Germania risuolate, non soltanto in Germania, risuolate soltanto le vostre scarpe Lowa, mentre invece gli scarponi io posso portarli di chiunque. Sì. Anche se avere uno scarpone diverso dai vostri è un po', insomma. No, certo. Noi raccogliamo gli scarponi di qualsiasi marchio e le dirò di più, abbiamo anche adesso aggiunto una componente sulle nuove produzioni, un piccolo QR code che scansionato da un cellulare dà informazioni di marketing, ma scansionato al momento della raccolta al ciclo di fine vita dà informazioni precise e pertinenti sulla tipologia di plastica e di componenti utilizzate per migliorare maggiormente il riuso di ciò che viene poi riciclato. Va bene, ci torniamo perché poi avrò un'altra domanda per lei su questo. Alessio Cremonese, l'industria dello sport system nel nostro territorio è bellissimo, abbiamo citato molto la provincia di Treviso, ma voi siete una provincia di Belluno dove avete un'importanza grandissima sul territorio e così via. Ecco, siamo di fronte a una sfida colossale, no? Che è quella della sostenibilità, perché sta cambiando molto, no? Abbiamo parlato recentemente dei FAS con lei. Ecco, ci racconta questa sfida come si può combattere? Insomma. È una sfida importantissima perché siamo tutti consci di quello che sta succedendo al nostro pianeta e quindi partiamo da quello che possiamo fare noi dello sport system per cercare di aiutarlo. Sappiamo che ci sono delle regole che sono stringenti dettate dall'Europa, addirittura dell'America per il prossimo anno già in California non potranno più essere usati prodotti con i PFAS. I PFAS, per chi non lo sapesse, sono delle microplastiche che quando si lavano i capi per avere tecnicità entrano nel circuito dell'acquedotto, finiscono nei mari, i pesci mangiano i mari, mangiano queste plastiche e quando noi mangiamo questi pesci entra nel nostro corpo e queste microplastiche non escono più, quindi è una cosa che inficia anche la nostra salute. Noi però facciamo prodotti tecnici, quindi la nostra grossa sfida è quella di cercare di portare dei prodotti che siano più ecocompatibili ad essere comunque utilizzabili per fare le cose che sono adibiti a fare. Quindi questa è sicuramente una prima sfida, quello che stanno facendo loro è un altro esempio virtuoso di come comportarsi all'interno del nostro settore sportivo. Un'altra sfida che vedo importantissima per le nostre aziende è quella di evolvere. Il 60% ad esempio dell'associazione che io ricopro sono aziende medio-piccole e quindi hanno delle managerialità molto non verticali ma orizzontali. Bisogna arrivare secondo me ad avere una cultura del cambiamento, ovvero cercare di capire tutte quelle cose che possono essere utili per renderle più appetibili, soprattutto nell'ambito dei giovani. Noi abbiamo tantissimi giovani che sono tipo nell'area e-commerce, che ha avuto una grossissima espansione dopo il Covid, tantissimi giovani che non cercano più lo stipendio e un posto di lavoro, ma cercano un'azienda che gli possa dare qualcosa di più. Ecco, quanto vendete voi con l'e-commerce oggi e quanto era prima del Covid? Noi prima del Covid facevamo il 4% di fatturato e chiuderemo quest'anno col 25% di fatturato, quindi è un cambiamento epocale. Pensiamo solo alla supply chain, cioè mentre prima facevamo dei container di abbigliamento, adesso dobbiamo fare il capo con un capo, cioè dobbiamo fare lo scatoletta con dentro un capo, quindi è stato uno stravolgimento totale. Ecco, la filiera che lei ha descritto, fatta da tante piccole e medie imprese con poca managerialità dentro, perché ci sono magari i fondatori, magari gli eredi e così via che le portano avanti spesso con grande successo, no?
Ecco, questa filiera di fronte a sfide come queste, sappiamo quanto sono stati importanti i tessuti tecnici per l'esplosione dell'abbigliamento outdoor, no? Abbiamo visto tutti, una volta il maglione di lana della montagna si portava per sempre, se usavi quello del nonno, oggigiorno ci sono sempre prodotti molto più funzionali. Ecco, di fronte a sfide come questa filiera deve evolvere, ma come? Può collaborare, si possono unire le forze, che cosa va a fare? Credo che sicuramente la collaborazione sia importante e anche qui magari la teoria dello specchio rotto può aiutare, cioè vedendo cosa hanno fatto loro, altre aziende sicuramente potranno vedere in loro un esempio positivo e portarlo a termine. Sicuramente un altro punto importante può essere quello di collaborare tra produttori di tessuti e produttori di abbigliamento, cioè collaborare assieme per fare della ricerca, per non far ricadere la ricerca solo su un elemento, ma poterla distribuire in tutta quella che è la filiera che poi va a produrre i capi sportivi. Quindi sicuramente insieme il gioco di squadra che tanto viene nominato è positivo. La nostra associazione serve proprio a questo, serve anche a catalizzare tutte le aziende, cercare di comprenderne i problemi generali che tutti possono avere, portare degli esempi virtuosi di alcuni associati che possano contaminare anche altri associati che da questi esempi virtuosi possano prendere lo spunto per andare avanti e migliorare i propri prodotti o la propria filiera produttiva. Anche voi in MVC Group è arrivato adesso un nuovo amministratore delegato dall'esterno, insomma, che completa i ruoli esecutivi che voi continuate a svolgere, giusto? Sì, era un passaggio necessario per continuare nella managerializzazione della nostra azienda. È una persona che viene sia dal mondo della moda che dal mondo dello sport, viene anche da un diretto nostro concorrente che è Rafa, ha un'esperienza internazionale perché ha vissuto a Londra negli ultimi 20 anni, però questo è solo un esempio che la famiglia rimane, la famiglia resta, i titolari rimangono, sono alla guida, dettano magari anche tutta la parte di più di attaccamento al territorio, di storicità e quant'altro, ma bisogna fare quel passo un po' generazionale di cercare di capire che i manager non sono poi così male se vengono scelti giusti e soprattutto se rispecchiano quello che è lo spirito della famiglia imprenditoriale che sta alla base dell'azienda. Da Londra a Fonzaso i suoi weekend miglioreranno moltissimo. È un attimo. Grazie. Dino Ponchio, farò a lei l'ultima domanda perché quello che ha detto Cremonese secondo me si presta a una risposta da parte di Arianna Colombari. Ecco, il progetto degli scarponi, del riciclo degli scarponi è un progetto molto importante, insomma anche lì può esserci collaborazione con le imprese del territorio, che sono tante in questo territorio. Certo, in realtà è già in atto, nel senso che la sostenibilità è una di quelle aree che più delle altre si presta all'apertura verso la collaborazione con altre aziende, anche competitor, quindi è un qualcosa che aiuta ad abbattere completamente le barriere. Noi stiamo già collaborando con aziende del territorio e non solo per evitare di emulare quello che noi abbiamo creato, ma con lo scopo di allargare notevolmente il numero di attrezzi che riusciremo a raccogliere e poi di spartire tutto ciò che ricicliamo all'interno di questo circuito. Quindi, come dicevamo prima, siamo inseriti nel contesto dello Sport System, quindi le aziende del territorio del Monte Bellunese, ma noi facciamo parte anche di Assosport, quindi a livello nazionale e a livello internazionale della World Federation, quindi cerchiamo di collaborare con tutti i brand che producono attrezzatura sportiva per trovare delle soluzioni insieme, quindi sempre di più tema sostenibilità sia ambientale che non si presta per un gioco di squadra tutto tondo. E può essere uno degli elementi per continuare ad essere all'avanguardia nel mondo come distretto, giusto? Certo, perché da soli, c'è anche solo Gruppo Tecnica che in questo momento è uno dei leader dello Sport System, non va da nessuna parte se non fa sistema. Quindi fare sistema a livello locale, nazionale ed internazionale è d'obbligo per essere un'azienda di successo nel futuro. Grazie. Dino Ponchio,
uno dei temi che lei ha sollevato ovviamente è quello del incentivare i ragazzi, perché fa parte della nostra cultura, è entrato nella Costituzione, abbiamo visto i numeri, deve ancora diffondersi molto. I costi, come ha detto lei, ci ha anche spiegato perché, sono anche aumentati. Ecco, perché però è giusto investire nello sport? E io penso, lei che viene dal CONI e guarda le imprese che sono qui rappresentate. Sì, grazie. Noi Sport, CONI in particolare, non siamo un'azienda, quindi non abbiamo un prodotto finito, ma magari poi ve lo dico qual è il nostro obiettivo di prodotto finito. Partirei da alcune slide che abbiamo visto nello studio. Io ho partecipato ai lavori dell'Ambrosetti 1 o 2 anni di seguito, è molto interessante, ma la slide che diceva gli impianti sportivi o le palestre scolastiche. Siamo messi disastrati, lì siamo disastrati, lì deve puntare l'occhio lo Stato. Chi di dovere? Lo Stato. Perché per aumentare la pratica sportiva bisogna, come detto, aumentare la cultura della pratica sportiva. E lo sport è, con l'accento cultura, è un mio mantra degli anni 70 e lo ripeto, lo sport è cultura tout court, ma bisogna partire dalla base, dalle elementari. Se nelle elementari non ci sono gli impianti, le palestre, non ci sono gli insegnanti dedicati, sì, pro forma in questo momento, non andiamo molto avanti. Tutto è scaricato al mondo dello sport. Ricordo che, dando prima i numeri, siamo a livello di aziende, credo che i contatti siano importanti, l'immagine, ricordo che il brand marchio più riconosciuto in Italia è quello del CONI, è ineluttabile. Quindi abbiamo anche questa forza. Quando diamo i patrocini e si mette il nostro logo, vuol dire dare un riconoscimento importante. Ma dicevo, i praticanti in Veneto sono quel numero, ma con annessi e connessi genitori, famiglie eccetera, possiamo arrivare a circa 2 milioni di contatti. Non so se mi spiego, per le aziende forse hanno un significato, ma per noi, mi piace, se posso, andare a dire qual è il nostro prodotto finito. E vorrei quasi leggerlo perché mi piace quello che ho partorito stanotte. La base della pratica sportiva è poggiata sul volontariato assoluto, che ha come obiettivo quello di, tra virgolette, creare magari dei campioni, ma che soprattutto aiuta le ragazze e i ragazzi a crescere in modo sano ed equilibrato per aiutarli a diventare dei buoni cittadini del domani. Quindi l'appello, e concludo, rinnovando l'invito qui a livello di imprenditoria privata, ma vale anche per il pubblico, naturalmente per lo Stato in particolare, l'invito a investire nello sport, perché così facendo si investe sull'Italia del futuro. Grazie, mi sembra un bellissimo modo per chiudere questo primo incontro, per cui io saluto e ringrazio per il contributo veramente interessante che hanno portato qui di fronte al forum Alessio Cremonese di MVC Group, grazie Alessio, Arianna Colombari di Tecnica Group, grazie, e Dino Ponchio, presidente del CONI Veneto, grazie. Allora, adesso abbiamo un'altra tavola rotonda, poi passeremo al calcio. Abbiamo qui Lulu Oliveira, 100 gol in Serie A, ho fatto più o meno un conto, 200 gol in carriera a livello, più di 200 gol in carriera a livello professionistico, quindi è venuto qui anche lui, credo, per aspettare Zico che sarà qui con noi. E vorrei chiamare adesso, per questo momento invece, questa seconda tavola rotonda, Paola Carrone, che è presidente di Confindustria Veneto Est. Benvenuta Presidente. E Enrico Moretti Polegato, che è presidente di Diadora. Grazie. Allora, abbiamo sollevato dei temi nell'incontro che abbiamo avuto adesso con gli imprenditori, con Dino Ponchio, che vanno al cuore del sistema imprenditoriale del nostro territorio, no? Perché
Ovviamente investire in strutture è uno dei mestieri più importanti, ma anche più difficile che ci sia. Ecco, partiamo però dal contesto, cioè abbiamo visto i dati, il fatto che siamo il quarto paese peggiore per livello di attività sportiva nei paesi dell'OCSE. La preoccupa questo dato, Presidente Carrone? Mi preoccupa, intanto buongiorno a tutti, anzi vi faccio io il benvenuto in qualità di padrona di casa e quindi grazie per essere qui. Rappresento le tante imprese che fanno parte di Confindustria Veneto Est, che insieme a Confindustria Belluno Dolomiti e il gruppo NEM hanno sostenuto, e qui siamo al secondo anno di questa edizione di Sport Business Forum, quindi grazie per essere qui e seguiteci perché è un evento importante. Ha toccato un tema, mi preoccupa, però non mi sorprende perché ho una chiara evidenza di problemi legati agli impianti sportivi, legati a una normativa. Ho apprezzato l'intervento del Presidente perché la legge e la riforma dello sport è una cosa vergognosa. Questa riforma ha messo veramente a dura prova molte società sportive. Io gestisco come azienda, noi attraverso un project financing stiamo gestendo un impianto sportivo che è costituito da 3 piscine, 3 palestre, ha un centro fisioterapico, un bar, ristorante, quindi molto grande, molto bello, molto apprezzato. Ma quanta fatica stiamo facendo? Tanta fatica. Abbiamo una 70ina di ragazzi che si dedicano, e quindi assistente bagnante, istruttore di nuoto, segreteria, insomma molti ragazzi, tra l'altro giovani, che a volte sono universitari, che hanno bisogno di riuscire a venirne e portare a casa qualcosa, ma con la riforma dello sport io sono trovata in difficoltà nella gestione proprio di questo tipo di personale. Per non parlare dei costi che dobbiamo sostenere e di quanto i costi sono aumentati, l'abbiamo visto tutti nelle bollette che riceviamo a casa come famiglie, negli impianti sportivi pesano e non abbiamo la giusta attenzione sul valore che noi come gestori di impianti stiamo portando nel territorio e anche come funzione sociale, e soprattutto la difficoltà di far capire quanto è importante praticare lo sport. Ecco, ha fatto lei l'esempio, è la piscina di Bassano, giusto ricordo sì. bene? Ecco, nasce da, visto che ne ha parlato, andiamo in un caso specifico perché è molto interessante, no? Nasce per una partnership fra pubblico e privato, cioè quindi nasce con un riconoscimento dell'importanza di avere un impianto di questo genere sul territorio, giusto? Poi però diventa tutto più difficile all'improvviso. Allora, nasce, per chi conosce la legge del project financing, è una situazione dove il comune mette a disposizione il terreno, in questo caso una parte di equity e il resto lo mette l'impresa. Noi abbiamo affrontato questo tipo di project e purtroppo abbiamo agito un po' con la pancia, con il cuore più che con la testa, perché negli anni 60 mio padre aveva costruito le piscine dell'arbitro Agnolin di Bassano del Grappa e quindi legati da questo ricordo volevamo dare continuità e rimanere lì sul territorio, e quindi abbiamo costruito e accettato. In quegli anni lì andava un po' tutto bene, ecco, l'impianto ha una 15ina d'anni, poi diciamo che dopo Lehman Brothers, se vogliamo dare così, prima e dopo, è un po' cambiato, sono cambiate tante cose e da lì un susseguirsi sempre più veloce di cambiamenti che in qualche modo incidano. Ma il punto è questo: noi siamo intervenuti con un equity, se 5 è l'importo, 4 l'abbiamo messo noi, 1 il comune. Non può stare in piedi una situazione di questo tipo, quindi siamo partiti con una grande sofferenza. Questa poi si è aggiunto tutto il tema del Covid e noi come impianto siamo dovuti rimanere chiusi, però abbiamo continuato a dare la possibilità anche agli atleti di allenarsi, quindi sostenendo costi per un impianto per pochi atleti, ma ci abbiamo tenuto a farlo questo. Oggi abbiamo il peso dei costi energetici,
che incide tantissimo, le piscine sono degli impianti energivori e facciamo fatica, veramente fatica. Immagino però che non siano previsti i contributi per gli impianti sportivi. A dire la verità, il governo ha messo a disposizione per le concessioni la possibilità di un reintegro, quindi noi siamo rientrati in questo caso. Però la cosa è un'altalena che va e viene, io non so per quanto tempo il governo, perché a volte magari ha dato un contributo anche per il Covid, però con fatica reggi una situazione, quindi noi ormai l'abbiamo in carico, lo portiamo avanti, non deve mancare sicuramente la pulizia, la professionalità, il rinnovamento anche delle macchine della palestra, quindi ci teniamo, abbiamo la nostra soddisfazione, ma non rientrerai mai del costo finanziario che è sostenuto dall'inizio. Quindi per la salute dei cittadini e per lo sviluppo di questo settore che è importantissimo dello sport, l'abbiamo visto, vale 25 miliardi, potrebbe arrivare a 62 nel giro di 2 decenni. Ecco, questo dovrebbe diventare una priorità nell'azione del governo, tutelare chi investe nelle strutture sportive, al di là del vostro caso, in generale, perché come abbiamo visto e come ci ha detto anche Dino Ponchio, la situazione degli impianti è disastrosa, giusto? La situazione degli impianti è... Io a volte quando vedo atleti che vincono gare di nuoto, atleti che vincono, insomma, tennis adesso sta vivendo un'onda speciale, ma campioni nelle varie discipline, io dico tanto di cappello a questi ragazzi, perché rispetto a quello che offre il nostro territorio, io dico che sono bravi a conciliare. Io li vedo i ragazzi che nuotano, vengono la mattina alle 5 a nuotare per allenarsi, per poi andare a scuola. Non abbiamo neanche un sistema scolastico che agevola, anzi ti penalizza. Io ricordo, mia figlia tirava di scherma e quando andavo perché magari la gara è più lontana di quella magari di impianti qui vicini, andavi a chiedere e i professori storcevano la bocca, non capiscono il valore. Ecco, a volte si ragiona a scompartimenti abbastanza chiusi, no? E invece bisogna mettere insieme e dare giusto il valore di quello che è l'attività sportiva, che è sociale, che è culturale, è economica, l'abbiamo sentito detto da tutti, ma è anche legato a quello che è il futuro della nostra sanità. E bisogna pensarci, e l'obiettivo 2050 io mi auguro che venga perseguito. Grazie, tornerò poi da lei perché mi interessa appunto una domanda poi sulla legge dello sport che merita forse un piccolo approfondimento adesso. Ecco, Presidente Enrico Moretti Polegato, conoscete tutti il marchio di Edora, una delle grandi aziende di questo territorio, benvenuto anche a lei. Oggi trovate un'intervista del Presidente sui nostri giornali, un'intervista che io ho trovato veramente molto interessante perché mi ha colpito una cosa, cioè lei dice noi stiamo puntando sull'eccellenza tecnica del nostro prodotto. Mi ha colpito perché mi aspettavo il contrario, insomma, visto che oggi le sneaker le portano tutti in qualsiasi momento, invece puntate proprio sull'eccellenza tecnica per gli sportivi. Buongiorno a tutti. Sì, sicuramente sarebbe stato, nel momento in cui abbiamo iniziato a rilanciare Diadora nel 2009, prendere la direzione di trasformarla in un'azienda semplicemente di sneaker, senza contenuto sportivo, quindi diretto, per approfittare, cavalcare questa onda, sarebbe stato tradire i più di 70 anni, all'epoca quasi 80, adesso anni di storia di Diadora. Perché Diadora ha sempre simboleggiato l'eccellenza dell'innovazione nello sport, ha sempre avuto una passione, un'attenzione quasi ossessiva al dettaglio del prodotto, all'innovazione del prodotto che porti il prodotto ad essere un vero strumento di lavoro per lo sportivo, la sportiva, che aiuti la performance a essere migliore e anche più divertente. E quindi lo dovevamo alla storia del nostro marchio. Ecco, questo vuol dire lavorare molto con gli atleti, giusto? Gli atleti sono al centro di questo progetto.
compresi gli atleti professionisti che sono poi i nostri portabandiera. Ma io credo che considerare Larissa Iapichino, giusto? Larissa Iapichino, fresca di avere infranto la barriera dei 7 metri in salto in lungo, seconda 7,06. prestazione italiana di sempre, dietro la di lei mamma, la diventa una questione dinamica familiare su cui non si può entrare. Sì, penso che su questo punto un po' di DNA, a dispetto di quanto dice il nostro amico di Tea, forse un po' di DNA c'entra anche. Il DNA sportivo sia dal lato di padre che di madre, quindi sicuramente lì la genetica l'ha aiutata. Ma tornando a noi, Larissa e i nostri testimonial, Massimo Stano, a proposito di record 35 km di marcia, Antonella Palmisano e tutti gli altri, non sono semplicemente delle donne, degli uomini che mostrano nei campi di calcio, nelle piste di atletica il nostro logo. Questo è un concetto un po' superato, ma sono all'interno di questo progetto di eccellenza, di innovazione, di tecnologia, perché nel nostro centro di ricerca e sviluppo loro vengono, testano i nostri prodotti, ci aiutano a migliorarli, li testano in condizioni estreme a cui noi sportivi amatoriali della domenica o della pausa pranzo in palestra di Adora come sottoscritto mai testeremo il prodotto a quei livelli, assicurando proprio la funzionalità dell'innovazione medesima. E l'atleta sta al centro, e un'azienda come Diadora che da anni è abituata ad avere a che fare con gli atleti, che per dimensionamento può prendersi cura del singolo atleta quasi come fosse un amico, solo Diadora può dare questo agli atleti professionisti, nel mondo poi dello sport attuale che è caratterizzato un po' da aziende di dimensionamento e di dinamiche un po' diverse. Ecco, questa innovazione quindi viene elaborata qui sul nostro territorio, cioè questo lavoro di ricerca e di sviluppo di nuovi prodotti viene elaborata qui sul nostro territorio, o lo fate anche altrove per poter ampliare i contatti? Tutta la parte di innovazione tecnologica e di design è figlia dello Sport System di Montebelluna, la nostra sede è a Cairano, il centro di ricerca e sviluppo e tutto il design sono lì. Non solo, abbiamo anche iniziato poi un progetto di reshoring, abbiamo aperto una piccola linea produttiva interna sempre nella nostra sede a Cairano per i prodotti un po' più di punta. Non è che sia una percentuale enorme della nostra produzione realizzata in Italia, ma comunque simboleggia l'attenzione di Diadora al territorio, la volontà di Diadora di continuare ad investire nel territorio di Montebelluna che tanto ha dato a Diadora. Questo poi know-how non possiamo solo sfruttarlo, non possiamo solo parlarne, dobbiamo anche investire perché si rinnovi, perché altrimenti diventa un concetto museale. Invece, ricominciando a produrre anche piccole quantità, dei giovani cominciano a avvicinarsi a questo lavoro che non è semplicemente un lavoro manuale, è un lavoro a tutti gli effetti artigianale, quasi artistico, oserei dire. Nuovi imparano questo know-how, questa artigianalità, questa manualità, e lo Sport System continua a vivere. Mia figlia ha delle Stan Smith, usa praticamente solo quelle. Io avevo le Stan Smith decenni fa, mio padre aveva delle Stan Smith. Ecco, sarebbe facile, cioè, come si può combinare queste due cose? Cioè, investire nell'innovazione, nella continua ricerca attraverso anche la collaborazione con gli atleti e fare volumi anche con altri tipi di calzature. Io ne parlo ovviamente secondo il mio osservatorio, la vostra storia di famiglia con le scarpe non voglio entrare, mi basta la mia che è già una famiglia complessa con 3 figlie femmine, guardate, va bene. Comunque sia, Diadora certamente, come tutte le altre aziende del settore, ha anche delle parti che non sono relative allo sport proprio praticato, giocato. Tutta la parte di sneaker, ho detto che non ho messa al centro, però non ho detto che non la facciamo, come c'è una parte di Diadora Utility che sono calzature, scusate ho finito la voce, calzature, no, è ritornata, tranquilli, però sta sfortuna è tornata. Diadora Utility, dicevo, calzature e abbigliamento di sicurezza, però tutto inizia con l'innovazione sportiva nella parte tecnologica. Dopodiché queste innovazioni tecnologiche da un lato vengono declinate nelle nostre calzature da lavoro in maniera da offrire questa innovazione, questo comfort, questa performance sportiva anche ai lavoratori che acquistano le nostre scarpe, mentre alcuni dei nostri modelli, grazie ai successi, agli sforzi
alla passione dei nostri atleti, sono dei modelli che diventano essi stessi icona e che negli anni poi vengono trasformati in prodotti che vendiamo nelle nostre linee da tutti i giorni, le nostre linee sneaker. Che so, il nostro modello più venduto, parte sneaker, si chiama Milano Basket perché è ispirata a quelle scarpe da basket che la squadra di Milano, di Domeneghin per parlare di conterranei, indossavano ai tempi. Ora, quella originale di Dino Meneghin è dentro il museo di Adora, ma quelle derivate con gusto sportivo sono vendute nelle boutique di tutto il mondo con particolare successo, per ragioni ignote pure a me, ad Anversa in Belgio. Fantastico. Va bene, ci torneremo perché lei appunto ha raccontato della connessione di essere su un territorio come questo e mi interessa poi capire nelle dimensioni. Di Adora vale 300 milioni di euro di fatturato, che per l'Italia è tanta roba, insomma, non è poco, però ovviamente ci si confronta con dei colossi mondiali che fanno cifre decisamente diverse. Ecco, quindi essere qui vuol dire lavorare assieme ad altre aziende, ma ci arriviamo poi dopo. Invece abbiamo lasciato con la Presidente il tema della legge dello sport. Ho visto il dente un po' avvelenato su questo tema, Presidente. Sì, perché invece di favorire e aiutare, cioè è stato citato prima, la maggior parte delle società sportive usufruiscono di volontariato, altrimenti non sta in piedi. Ma se guardiamo anche quelle un po' strutturate, le penalizzi fortemente con normativa sulla gestione del lavoro che va sicuramente a incidere sui costi e quindi a rendere tutto più complesso. Poi all'inizio, appena uscita, non era chiara, non c'erano disposizioni, cioè è stato un po' muoversi in mare aperto senza dei riferimenti chiari. Sicuramente il CONI lo è stato, per noi anche la FIN come Federazione Italiana Nuoto, e quindi abbiamo cercato di fare una battaglia assieme. Però è il concetto, secondo me, che non viene colto, e quindi è su quel punto che, a mio avviso, dobbiamo lavorare. Potenziare gli impianti sportivi piccoli, non servono mega impianti sportivi, piccoli però capillari nel territorio, perché in questo modo è visto, no? Poi che le donne facciano meno attività sportiva, io questo dato lo valuterei anche in altra modalità, perché oltre a lavorare, seguire una casa, seguire i figli, è ovvio che poco tempo ti resta anche per praticare sport, però io vedo molte donne che lo fanno, anzi, insomma, esempio, la mia palestra apre alle 6:30 del mattino, maggior parte dei frequentatori sono donne. È evidente che se possono andare a quell'ora vuol dire che altrimenti fanno fatica. Esatto. Perché poi hanno la giornata piena di tante altre cose, quindi bisogna strappare la mattina. Direi di sì. Ecco, quindi questo è, il governo dovrebbe porsi il tema di come riuscire ad agevolare in maniera strutturale il lavoro di chi investe nello sport e non occasionale, come diceva prima, con un provvedimento che oggi c'è, domani chissà, insomma. Metterlo al centro del proprio ragionamento su come contribuire anche a uno sviluppo di una popolazione più consapevole dei benefici che può dare lo sport. Sì, corretto. Io, fossi un politico, lavorerei molto su questo punto, perché oltre a, abbiamo detto, migliorare quelli che saranno i costi futuri della sanità, quindi fare prevenzione, è una grande attività di inclusione. Io l'ho visto, cioè noi dovremmo inserire persone che vengono da altri stati e che i figli vanno a scuola con i nostri figli, e la scuola e lo sport sono le occasioni per assicurare questo. E per favorire questo. Ma l'altro tema è quello che, a mio avviso, bisognerebbe anche riuscire a far provare più sport ai ragazzi. A volte si va su quello più vicino a casa, meno costoso, e quindi però l'idea che la scuola nel programma scolastico possa far toccare ai ragazzi e far capire che ci sono varie attività. Io, per promuovere
l'ora di nuoto, il periodo, le 8 lezioni di nuoto per garantire a un ragazzo di sapere quantomeno stare a galla. In Inghilterra è obbligatorio saper nuotare. È il secondo caso di morte violenta, è l'annegamento. Eppure qui nessuno si tocca questo tema. Io per proporlo alle scuole non è che vai dal dirigente scolastico e gli dici: io ti propongo questi pacchetti, ti organizzo la trasferta di andata e ritorno. No, devo andare a parlare con ogni singolo istruttore di ginnastica, di educazione fisica. È una follia. Mi trovo di fronte a quello che è aperto a questa idea, ma mi trovo chi è ancorato, dove deve fare assolutamente il test di Cooper, salire le pertiche, fare il quadro svedese, che è un programma che facevo quando io ero giovane. Okay? Quindi bisognerebbe proprio agire anche a livello di Ministero dell'Istruzione per introdurre questa mentalità e per far capire ai ragazzi che gli sport sono tanti, che magari noi possiamo avere attitudini diverse. Non significa essere per forza lo Zico del calcio, il Pereira, che è andato via, è uscito. Tornerà, lo so, ho capito quanto ci tiene a vedere Zico. Ma forse Sinner ne è l'esempio, no? Il padre l'ha invogliato a praticare più sport e poi a un certo punto, bravo a sciare, bravo a tennis, ha fatto una scelta. E questo secondo me dovremmo fare, quindi avvicinare il più possibile. Mi è piaciuto molto il concetto dei piccoli impianti, cioè perché quando in Italia si pensa di fare qualcosa si pensa subito facciamo un bel impianto gigantesco dove si può fare tutto, invece provare tanti sport, provare tante attività anche in piccoli impianti, quindi diffusi sul territorio, giusto? Sì. Beh, il concetto è, una volta c'era il centro parrocchiale. Il campo poteva essere da basket, da calcio, da pallamano, cioè ci si inventava un po', non c'era nient'altro, però quelli erano dei riferimenti. Oggi mancano questi, o forse c'è la necessità proprio di investire. È impensabile che una scuola non abbia una palestra, a mio avviso. È impensabile. Eppure molte scuole non hanno le palestre e aggiungiamo, quelli che ce l'hanno, non so quante sicure a livello sismico siano. Il quadro svedese, per mia fortuna, nel mio liceo era pericolante, non è mai stato toccato in 5 anni, insomma. Io invece soffrivo di vertigini, per cui per me è un problema salire. Era un incubo, insomma. Presidente Moretti Polegato, il tema del territorio, no? Quindi appunto il confronto con i colossi globali, voi siete un'azienda globale perché siete presenti in tantissimi posti nel mondo, e però venite da questo territorio. Abbiamo sentito prima Tecnica e MVC Group che discutevano del fatto che essere in un territorio con questa vocazione è molto importante. Lo è anche per voi? Lo è assolutamente anche per noi. Come dicevi giustamente, Diadora nei mercati globali è chiamata a competere, non mi arrogherei questo, ma deve confrontarsi con un mercato che a tutti gli effetti è un duopolio. E quindi anche quando abbiamo cominciato a pensare come rilanciare questo marchio, sarebbe stato irragionevole ritenere di poter combattere questi giganti parlando nel mercato la loro stessa lingua. Si è trattato di trovare una ricetta diversa, una lingua diversa, presentando il marchio per quello che veramente è l'eccellenza italiana nello sport. E questo essere così radicati in questo territorio sicuramente è un punto di forza per un cliente tedesco, americano, australiano o che sia. Visitare la zona di Montebelluna, vedere queste aziende, vedere questo territorio che è così attento allo sport, non solo con le aziende ma con tutti gli esempi che abbiamo visto finora. Frequentare un'azienda insediata in un territorio dove lo sport si respira ogni giorno è sicuramente un punto di distinzione che sta aiutando la spinta di Diadora verso il suo futuro. Il vostro museo è accessibile al pubblico? Il museo è accessibile al pubblico su richiesta. Siamo lì. Va bene, quindi la ci palestra si può prenotare e andare a vedere. La palestra è più complessa. Senta, lei ha citato un po' dei vostri portabandiera, dei vostri, si può dire, contributori eccellenti al centro sviluppo, no?
Nell'atletica erano tutti, se non ricordo male, i 3 nomi che ha fatto, giusto? Quelli di ora sì. È colpa di Bordin o si può fare anche in altri sport, insomma? Diciamo che il contributo di Gelindo a questa passione verso il running e l'atletica è stato determinante, ma si possono sicuramente fare altri sport. Ora l'attenzione sia a livello relazionale sportivo con i professionisti, sia a livello di mercato è più al mondo dell'atletica, ma ricordando le radici di Adora, che ha collaborato con sportivi anche da altri sport, dal calcio al ciclismo, calcio compreso Zico, tra parentesi, per citare chi parlerà dopo di noi. In un futuro, perché no, potremmo ripensare. Il tennis è un treno che può essere preso in questo momento? Per ora è un settore che è minore rispetto a quello dell'atletica, ma Martina Trevisan è con noi, Struff è con noi, magari diventerà anche un altro invece locomotiva per la nostra crescita. Quindi ci sono degli atleti che già oggi, dei tennisti che già oggi vi rappresentano, e può essere un momento d'oro per chi è in Italia in questo momento, no? Perché non si è mai vista una cosa così, diciamolo. Può essere, ma anche l'atletica italiana in realtà sta vivendo un momento d'oro a cui ci pregiamo di poter collaborare. Il fatto di investire così tanto in ricerca ovviamente si può fare se i conti dell'azienda lo permettono, perché gli investimenti in ricerca e in sviluppo sono essenziali, ma allo stesso tempo sono anche investimenti per il futuro. Lì si può collaborare ancora di più sul territorio, cioè c'è un modo di farlo in maniera più sistematica, oppure bisogna essere gelosi della propria inventiva e giustamente gelosi della propria inventiva e della propria innovazione? È anche vero che poi una collaborazione sul territorio non necessariamente tu devi farla con un'azienda rispetto alla quale parli agli stessi consumatori, per non usare il termine concorrente perché è antipatico. Però questo network sul territorio può essere fatto magari con aziende specializzate sui singoli componenti, che quindi su quel singolo componente hanno un know-how imbattibile, può essere fatto con le università, può essere fatto di nuovo con gli sportivi o con i centri sportivi amatoriali. Ci sono centinaia di possibilità di collaborare sul territorio per ottenere risultati migliori. Interessantissimo questo, cioè non soltanto con i fornitori e con chi fa il vostro stesso mestiere, ma anche con tutto il mondo che c'è attorno di chi pratica, insomma. Alla fine è a loro che parliamo, sono loro che testano i nostri prodotti e sono il giudice ultimo ed inappellabile. Mi piace, non so se avete notato, abbiamo avuto 2 interventi diversi, cioè il gruppo Carron, lo conosciamo, un gruppo che è presente in tutta Italia, forse non solo, questo non lo so, con le proprie costruzioni e che per amore del territorio ha investito nella piscina a Bassano del Grappa. Il gruppo Deodora che, lavorando con il territorio, investe nelle attività sportive. Io penso che questa cosa così preziosa che abbiamo qui, non soltanto a Treviso ma anche nel resto del Veneto, sia un fattore da preservare, giusto Presidente? Sì, io penso che rappresento 5.100 imprese che fanno parte di Confindustria Veneto Est, ma sicuramente sono convinta che molte di loro contribuiscono con il territorio, con le associazioni sportive, associazioni culturali, fondazioni, ecco, c'è questo legame stretto, fa parte, io conosco questo territorio un po' perché insomma lo vedo, lo riconosco perché mi appartiene, ma c'è questa attenzione, questo legame stretto proprio di sostegno, quindi un plauso e forse potremmo fare ancora di più, sì, bisogna sostenere questa direzione. Ecco. Abbiamo parlato della legge dello sport, c'è qualche cos'altro che potrebbe venire? Lei ha fatto un cenno all'energia, no? Che è uno dei grandi temi che coinvolge non soltanto le attività sportive, ma tutta la nostra industria. Ecco, qui
che cos'è che manca? Manca anche qui la volontà di agire in maniera più strutturata, più coerente. Pesa, che cosa pesa sul fatto che non si riesce ad affrontare in maniera più significativa questo dramma? Entriamo in un tema proprio nel vivo del tema confindustriale. È stato il tema centrale, quello dell'energia, affrontato proprio all'ultima assemblea di Confindustria. Noi da tempo sosteniamo alcune direzioni che a nostro avviso il governo dovrebbe prendere e primo fra tutto disaccoppiare il prezzo dell'energia da quello del gas. Sostenere e incentivare le rinnovabili, che però è una fatica pensare di farle nel nostro paese, i tempi sono lunghi, i costi sono elevati, quindi non c'è questo grande incentivo. E da ultimo, probabilmente in un medio-lungo termine, bisogna iniziare a parlare di nucleare di ultima generazione. Quello che ci aspetta è un periodo di transizione tecnologica importantissima. L'intelligenza artificiale sta crescendo più di quanto noi possiamo immaginare. Avremmo bisogno di data center per immagazzinare tutti questi dati che vivono e si nutrono di energia e acqua. Quindi dovremmo trovare una soluzione. È inutile nascondere la testa sotto la sabbia. Le nostre imprese pagano l'energia molto di più dei nostri competitor europei e partiamo svantaggiati fin dall'inizio. Cioè l'82% in più della Francia che usa l'energia nucleare, ma la paghiamo in più anche rispetto alla Spagna, che è un paese mediterraneo come il nostro e che però ha investito molto di più sull'energia rinnovabile, incentivando e soprattutto non mettendo a carico del costruttore alcuni costi di attivazione, che oggi invece in Italia sono a carico del costruttore. Quindi una serie di cose bisogna farle per arrivare a essere più competitivi. Non solo per le piscine, ma anche per chi le paga, diciamo. Esatto, per tutte le imprese. Un'ultima domanda per Moretti Polegato. Abbiamo sentito parlare prima degli investimenti del gruppo Tecnica nel settore del riciclo dei materiali. Si può fare anche per le sneaker, per le scarpe? Si può fare o si possono comunque trovare delle maniere per rendere meno pesante l'impronta del proprio prodotto e della propria attività sul territorio. Noi abbiamo un programma di sostenibilità a lungo termine che si rivolge al miglioramento della performance di sostenibilità del prodotto, ma anche a rendere Diadora un migliore posto dove lavorare, perché la sostenibilità è anche la sostenibilità sociale sul territorio. E sappiamo quanto conta anche per i giovani che entrano nelle aziende, giusto? Deve essere divertente, deve essere coinvolgente, deve essere inclusivo. Non inclusivo nel senso di non discriminatorio, ci mancherebbe pure di doverlo specificare, quello sta nella natura delle cose, ma inclusivo in maniera da far sentire tutti i protagonisti del progetto, tutti i tuoi collaboratori o in italiano moderno stakeholders. Devono sentire che sono una parte integrante del progetto, che il loro contributo è determinante e devono anche avere poi, mi rifaccio a un accenno che ha fatto prima Paola, un equilibrio giusto tra vita e lavoro. Servizi che offriamo come la palestra aziendale o l'asilo nido servono proprio a permettere a tutti di avere un equilibrio sereno tra lavoro e vita personale. A trovare il tempo dello sport, perché in pausa pranzo tu puoi semplicemente scendere le scale, fare la palestra, poi pranzare e ritornare al lavoro, spero sia un aiuto per abbattere ulteriormente il numero di sedentari. Quindi fare le scale è proibito da voi, usare l'ascensore è proibito in azienda, solo scale? No, non è proibito perché non c'è proprio. Bene, perfetto. Va bene, io ringrazio i nostri ospiti, Paola Carron, Presidente di Confindustria Veneto Est, Enrico Moretti Polegato, Presidente di Diadora, grazie per il vostro contributo. Si chiama Sport Business Forum, abbiamo toccato il business in relazione con lo sport, adesso torniamo allo sport. Grazie, grazie. Chiamo Massimo Meroi, il nostro collega dei giornalisti, dei giornali di Nord-Est Multimedia. Massimo? Dove è finito Massimo? Eccolo, sta arrivando, grazie Massimo. Massimo viene da Udine,
e Udine è la seconda patria di un campione che adesso Massimo ci racconterà. Benvenuto Massimo. Buongiorno a tutti. Allora, abbiamo un ospite particolare oggi, uno dei più grandi calciatori della storia dell'Udinese, uno dei più grandi calciatori, anzi no dell'Udinese, il più grande della storia del calcio, direi, che è venuto qui in Friuli perché ricorre un momento importante. Sono 40 anni che Zico ha un rapporto speciale con degli amici di un piccolo paesino di poche anime che si chiama Orsaria, un rapporto che è nato appunto 40 anni fa e che ancora oggi è vivo. Oggi, in questi giorni, ricorrono i 40 anni dell'anniversario di questa fondazione, di questo club, che è uno dei pochi di tutte le squadre italiane intitolati a un giocatore e che continua a sopravvivere dopo 40 anni. È una cosa abbastanza particolare e io, che ho avuto la fortuna di conoscere un po' Zico ma soprattutto i suoi amici, devo dire che è una storia molto particolare che un po' va raccontata, perché un rapporto così di amicizia tra un campione e la gente è raro da trovare, e quindi chiedo a Zico se sale sul palco e scambiamo due chiacchiere. Benvenuto. Posso chiederle una foto con la Presidente Paola Carron, che noi ci teniamo molto perché queste cose fanno le nostre copertine. Benvenuti. Posso dire una cosa? Certo. Allora, io posso dire che c'ero perché sono andata a Udine a vederlo. In quella partita ha segnato su punizione, quindi io ho visto uno dei più di 60 gol segnati su punizione, giusto? Corretto? Grazie. Quindi l'ho sempre ammirato e con un orgoglio, insomma, l'accolgo qui. Grazie. Grazie. Prima di cominciare volevo chiedere, mi sembra doveroso, perché l'11 maggio scorso è mancato l'allenatore dell'Udinese che allenava questo ragazzo qui e anche altri ragazzi, quindi mi sembra bello ricordarlo, non con un minuto di silenzio, ma se ci alziamo un attimo e facciamo un applauso a Enzo Ferrari. Allora, siccome non sono avvezzo a queste cose, perché io sono un giornalista da carta stampata, mi sono fatto una leggera scaletta, però mi sembrava giusto fare una piccola introduzione e dire che nella vita di tutti noi, quando succedono degli eventi straordinari, e ahimè straordinari spesso coincide anche con la parola tragici, noi ci ricordiamo dove eravamo. E quindi, non so, dico il terremoto del Friuli, l'attacco alle Torri Gemelle. Per i tifosi dell'Udinese, e forse non solo per i tifosi dell'Udinese, molti si ricorderanno dove erano il giorno in cui vennero a sapere che l'Udinese, la loro squadra, aveva comprato Zico, che in quel momento con Platini era il giocatore più forte del mondo. Maradona doveva ancora essere Maradona nell'83 forse. Gerolini non è d'accordo. E quindi tutti ci ricordiamo più o meno dove eravamo. Io, era una mattina del mio compleanno, andavo a scuola e mia madre, quando sto per andare via, mi dice che l'Udinese ha comprato un calciatore brasiliano e io le chiedo chi? Non mi ricordo, era un nome molto corto. Io ho provato a dire 2 o 3 nomi e il nome più clamoroso per me era Eder, che era l'attaccante, l'ala sinistra del Brasile che giocò il mondiale nell'82. Quando andai in edicola comprai un paio di giornali e l'unico giornale che aveva questa notizia era il Messaggero Veneto e io pensai fosse uno scherzo. Per 2 giorni la notizia non fu riportata, la Gazzetta la riprese 2 giorni dopo. Ecco, io vorrei cominciare da qui e chiedere invece a Zico, quando sentì per la prima volta il nome Udinese, che cosa pensò? Perché se fosse stata l'Inter, il Milan, la Juve, era una cosa normale. L'Udinese, che cosa pensò Zico quando sentì per la prima volta il nome Udinese? No, buongiorno a tutti, è un piacere grande tornare qui in Italia, a Udine speciale, qui a Tarvisio, dove io avevo un compromesso con la Diadora, che è qui vicino, e sono venuto qui alcune volte per stare con loro, un piacere
partecipazione di questo forum di sport e stare insieme anche ai miei ex compagni dell'Udinese, Pradella, Gero, Miano, Galparoli, e complimenti per l'omaggio che ha fatto al nostro grande allenatore Ferrari, che ha dato opportunità a quelli giovani. Io forse ero uno dei più vecchi della squadra, dovevo gestire bene con loro e per felicità nostra tutti hanno fatto storia nel calcio italiano, nella Juve, Milan, Roma, Napoli, e questo per noi era contentissimo. Anche io da Brasile, quando sono andato via, era a tifare per loro. Gigi Giagostini, che è andato alla nazionale, questo è importante per noi come calciatori. E la tua domanda, io già conoscevo Udine, perché sono venuto prima qui, no? Un amichevole, sapeva già di come era il freddo nel nord d'Italia, un po' diverso da noi in Rio de Janeiro. Se io fossi del Rio Grande do Sul, Santa Catarina, forse conosceva meglio, ma non sapeva che era scaldamento alla mia casa, mai aveva visto. Però Udine l'ho conosciuto, è stata una bella esperienza perché abbiamo fatto una partita beneficente per forse del problema del terremoto, no? In Irpinia. E credo che è stata anche un'occasione difficile perché non volevano lasciare noi brasiliani venire e io ero presidente del sindacato e per fortuna il presidente di una squadra fluminense era un giudice che ha dato l'autorizzazione e il permesso per andare. Siamo venuti qui in 13 calciatori, abbiamo l'aiuto di Miano che era con la rosa, era giovane. E io ho conosciuto tutto di Edinho, perché aveva una situazione nel Brasile dei professionisti che poco sapevano. Il calciatore in quel periodo lì, per avere la liberazione, doveva avere 10 anni di contratto con la squadra e 32 anni di età. Io quando ho finito il mio contratto con il Flamengo c'era 10 anni ma aveva 30. Se io faccio il contratto con il Flamengo da 2 anni, alla fine era libero e il Flamengo non prendeva un soldo. E questo loro sono stato furbo, perché io sinceramente sempre detto non volevo uscire dal Brasile, non volevo uscire dal Flamengo e non aveva questo pensiero, finito, sta libero, andare via, il problema dei soldi in quel periodo lì non era numero uno come oggi. Oggi tu vai da posto a posto, tu, il calciatore con questi manager, c'è una squadra un anno, un'altra squadra un altro, tu non sai. Io avevo nel cuore il Flamengo da bambino. Per me l'importante era giocare nel Flamengo. Il presidente, furbo, ha fatto meglio prendere un soldo adesso. È venuto l'Udinese, Edinho ha parlato con me, Dalcin, va bene, non c'è problema. Vado, è un piacere giocare in Italia. L'Italia ha vinto noi in 82, era un calcio dove i migliori calciatori del mondo giocavano qui, anche se c'era solo 2 stranieri per la squadra, oggi sono tanto. E oggi il professionista può scegliere le squadre che deve andare. 6 mesi lui può fare un pre-contratto con qualsiasi squadra. E per me è stato bene. Quando sono arrivato ho visto che c'era in mano Ferrari una buonissima squadra e che magari potevamo arrivare lontano. Purtroppo 3 giornate dopo il girone di ritorno ha avuto un litigio dal 5 Massa e abbiamo perso il comando
eravamo solo Ferrari i giocatori a lottare alla fine. E per poco abbiamo perso l'ultima partita per Milan. Io avevo un strappo, ho giocato, se no credo che potevamo arrivare a quinto o quarto e trovare un posto sulla UEFA per la prima volta. Credo che lì è stato l'inizio di una bella storia dell'Udinese. L'Udinese ha cresciuto come club e come squadra. Dopo è arrivato bene, è venuto grande campione come Amoroso, Bierhoff e tanti altri. È venuto fuori di Natale, Quagliarella, di Agostini. E questo è importante per noi, perché abbiamo avuto fiducia. La strada è stata aperta dell'Udinese. L'Udinese è stata conosciuta nel mondo in quell'affare, Udine anche. Sono tanta gente che viene a Udine per visitare perché sa che io ho giocato qui e sono felice di sempre tornare. Ho avuto la felicità di trovare questo gruppo di Orsaria, che per me è importante questa amicizia, siamo amici, non c'è problema. Il calcio è un'altra cosa, ma avere l'amicizia con le famiglie, andare a cena, loro hanno fatto sorpresa di andare in Brasile, è il mio compleanno, questo per me è più importante. Io sono felice perché ho una vita così, con mia moglie, i miei figli, i miei nipoti, con questi amici che il calcio mi ha dato qui in Italia e qui a Udine. È un campione anche quando fa le interviste, mi sta anticipando e bruciando tutte le domande che avevo preparato. Io ho un ricordo, avevo 16 anni quella volta, non ero presente in città. Il giorno che sali su questa macchina d'epoca, era una Fiat Torpedo del 1924, mi sono segnato anche la targa Taranto 2748, quindi giusto per farvi capire. E quel giorno Zico sale su questa macchina e cammina, la macchina cammina a passo d'uomo praticamente, in mezzo alla città, al centro, con la gente impazzita. Io ho questo ricordo e mi sembrava di vedere quasi il Papa che passa attraverso la folla, perché c'erano mamme che consegnavano il bambino in braccio per fare la foto. Gli tiravano sciarpe, magliette, e mi ricordo anche Papa un era pallone. Lamberto, ma Gli tiravano anche dei palloni che lui firmava e mi ricordo che lo restituiva alzandolo e colpendolo di testa. E mi è sembrato un gesto bellissimo questo. Tu che ricordo hai di quel giorno? Perché forse proprio lì ti rendi conto di quello che avevi scatenato. È vero anche prima l'arrivo all'aeroporto, però vedere una città in centro così, con questa passerella, era clamoroso, per una città come Udine, se non altro. sì, ma quello che mi ha chiamato più l'attenzione è stato la manifestazione sulla piazza, con la gente di Udine e con quella scritta lì, Zico Austria, quello lì è forte. Quello è un messaggio forte, sì, in effetti. Un messaggio forte. Io sono un brasiliano, straniero, e avere questa fiducia di questa gente per me mi ha toccato di più. A girare lì in quella macchina per me era un ringrazio a tutti e vedere che potevano contare con un professionista che in campo il sudore era il massimo per la squadra. Orgoglio di vestire la maglia dell'Udinese e questo per me era che era più importante. Lì era solo divertimento, ciao, una presentazione. Forse per voi era un altro pensiero. Per me era grazie e andiamo a vincere. 5 gol nelle prime 3 partite di campionato e in ogni partita fai gol su punizione. Quella volta le partite non si seguivano in TV, c'era tutto il calcio minuto per minuto e veniva interrotta la linea per o un calcio di rigore o un gol, e lì era nata la leggenda che si interrompeva la linea perché c'era una punizione che doveva calciare Zico, perché una punizione era quasi sempre gol. Ecco, io ti chiedo come è nata questa tua arte, come l'hai coltivata? Cioè, sono delle doti naturali, ovvio,
ma io credo che, seguendo anche un po' altri sport, la ripetitività del gesto, anche per un giocatore di pallacanestro che fa 1000 tiri al giorno, credo che sia fondamentale l'allenamento, no? Sì, anche per il musicista, è uguale, rimane lì 4 ore su. Io ho suonato un po' di piano, dovevo stare 4-5 ore lì per guardare la partitura e per suonare. E la viola è la stessa cosa, e il calcio non è diverso, dobbiamo allenarsi sempre. E io ho iniziato a allenarmi dopo che io ho fatto il contratto come professionista. Come i ragazzi era una cosa istinta, di tirare bene, e qualche volta facevo gol lì, ma non mi allenavo. Nel 73, quando io ho fatto il mio primo contratto, c'era un portiere del Flamengo, chiamava Renato, lui era della nazionale brasiliana e del Flamengo. E lui ha visto questo, che io tirava bene, e lui mi ha chiesto: perché tu non si allena con noi? Io dico: io neanche gioco, come vado ad allenare? E lui: no, ma per me è importante, per me tirare, in Brasile c'è tanta gente che tira bene punizioni. Io ho cominciato con lui, e quello lì, un anno dopo io ho diventato titolare della squadra, e la prima partita amichevole già, pum, un gol. E mi allenava 2-3 volte alla settimana, quando non c'era partita mercoledì. E questo mi ha dato, e non si allenava, non era 5-6, erano 50-60. Questa volta, alla destra, a sinistra, al centro. E quando non c'era portiere, non c'era barriera, io mettevo sulla maglia, sull'angolo, per tirare la maglia. E qui a Udine è successo, quando sono arrivato, un caso, perché quando venerdì era pieno, perché loro non si allenavano. Loro erano sempre a riposare, io andavo al campo lì per fare solo punizioni, e era pieno di gente per vedere questo allenamento. Io tiravo, pum, traversa. Io ho parlato con Brini, che era il nostro portiere: c'è qualcosa di diverso qui in questo campo. La Moretti era vecchio, molto vecchio. E un giorno io, quella cosa che fa la misura, come si chiama? Il metro. Possiamo fare il metro qui da questa porta? Sì, era più bassa. Sì, io ho detto: riesce così nell'allenamento, vai nel post, perché in partita vai gol. No, volevo coinvolgere a questo punto i 4 ragazzi davanti a noi. Che ricordo avete voi del venerdì, quando perché mi ricordo che, mi pare, Paolo mi raccontò che voi vi mettevate lì seduti a guardare il signore che calciava le punizioni. Era un passaparola: incomincia l'allenamento, andiamo a vedere. Sì, intanto Intanto ci ha fatto capire che lui era il più forte giocatore del mondo quando è venuto a Udine, e con questo suo esempio ci ha fatto capire che tanto il talento che ognuno ha va sempre allenato, no? Perché altrimenti il talento rimane dentro di noi. Quindi questi venerdì che Arthur si metteva a calciare le punizioni, i rigori, facevamo anche le gare con il nostro Enzo Ferrari, con l'allenatore, e ci ha insegnato questo, che ognuno dentro di noi abbiamo qualcosina, però per tirarlo fuori dobbiamo coltivarlo, dobbiamo allenarlo ogni giorno, soprattutto per giocare ad alti livelli. Poi vorrei dire che chi non lo conoscesse, Arthur, già da questa intervista si capisce che un campione non è solamente un campione nel campo, ma è un campione nella vita, e devo dire grazie, perché a tutti noi ci ha fatto crescere. Realmente avevamo 18, 19, 20 anni, venivamo fuori dalla primavera, quindi un grazie da parte nostra, perché ci ha fatto crescere sia come calciatori ma anche come persone soprattutto. E poi, ricollegandomi al discorso di prima,
io sono stato dirigente a Udine, ho fatto tanto scouting, ho fatto il capo scouting, il direttore sportivo, e devo dire, andando in giro per il mondo, l'Udinese è veramente conosciuta per quegli anni di Zico, ed è stato un apripista per poi il lavoro che hanno fatto benissimo i Pozzo e si sono fatti conoscere nel mondo. Comunque l'apripista è stato veramente Arthur, che è come adesso se l'Udinese comprasse il più forte giocatore del mondo. Quindi erano altri anni, però lui ha accettato una sfida ed è stato ripagato, perché ha fatto lo stesso una carriera fantastica. Io lo seguo in Instagram, continuo ad andare nel mondo e rappresentare la sua figura a 360 gradi. Quindi grazie Arthur. Prego. A Miano non posso non chiedere di raccontare quel famoso aneddoto del gol all'Inter, perché Miano fa un gol all'Inter il 31 maggio del 1985, il gol del 2-1, gol partita, l'1-1 lo fece Zico su punizione, e Miano prende la palla e ne scarta 4 o 5. L'assist glielo fa lui, però quello non è un assist perché poi ha fatto tutto lui, quindi. Però Miano ci deve raccontare cosa succedeva in campo mentre lui andava avanti tra gli avversari. Allora, ve lo avete sentito parlare, no? Il suo accento brasileiro. Praticamente in quella partita, qui io ho dei colleghi, amici che hanno fatto una carriera importante, ma io soprattutto in Friuli vengo ricordato per questo gol che ci ha consentito di battere l'Inter. All'epoca non era facile battere le squadre metropolitane. Cambiando discorso, noi abbiamo anche un 3-3 a Milano dove lui ha fatto la rovesciata, cioè pareggiare a San Siro. Quel giorno lì abbiamo battuto l'Inter, eravamo in svantaggio di 1-0, gol di Rummenigge, poi lui dopo un paio di punizioni che hanno sfiorato la traversa ha pareggiato, e nel secondo tempo palla Criscimanni, la gioca Zico me la dà, e io chiaramente con l'istinto, perché tu non pensi cosa fai, vedevo queste maglie nerazzurre, ho cominciato a dribblare e dietro di me lo sentivo che diceva tira, no? Ma io avevo la palla sul sinistro, quindi ho continuato a dribblare, poi ne ho dribblato un altro, poi ho visto il portiere che usciva, una macchia gialla, ho lasciato sfilare la palla e ho fatto gol di sinistro. Quindi un'apoteosi, un ricordo importante. Su YouTube quel gol, perché raccontato così è banale, perché ha fatto un gol incredibile, no? Sì, è fantastico, ma è difficile per uno che lui prima era abituato a stare davanti alla porta, dopo ha dimenticato un po'. E tanto parla, gira, lui non c'è quella facilità. E lui con l'abilità ha fatto la finta e è andato, doveva poter fintare anche il portiere e andare dentro con la palla. Galparoli era il capitano di quella squadra, ma fare il capitano di Zico com'era? No. Il capitano era Causio. Ah no, giusto, sì, era Causio il capitano. Che poi ha passato la fascia. Gaff clamorosa, se c'è il barone, fosse il barone qua. Tocchiamo un tasto. C'era il barone. Per me è emozionante. Secondo anno eri capitano. Sì, ecco. È emozionante trovarmi di fronte a Zico, perché come ha vissuto lui il Friuli, solo io lo posso capire. Io sono stato 9 anni a Udine, ho rinunciato a qualche trasferimento perché ho amato subito il Friuli, subito l'Udinese. E io ho sposato la causa, ho detto gioco a Udine e finisco a Udine. Quello che dicevo prima che voleva fare Zico col Flamengo. Il mio sogno era quello di terminare e poi essere inserito in un contesto magari societario, cose che poi per diversi motivi nella vita succedono degli imprevisti. Quindi capisco questo attaccamento e questo affetto che si ha verso questa città, questo popolo, perché ti dà tanto. Ho sempre detto il friulano è freddo e non mi sembra. Io tuttora quando vado a vedere le partite mi fermo tra i tifosi a fine partita a mangiare salsicce, costine, bere il bicchiere di vino, cosa che si faceva allora, perché allora finita la partita i giocatori uscivano e passavano tra il pubblico, tra la gente, quindi c'era questo contatto particolare che legava a questa gente, a questa città.
tornando al fatto calcistico, io mi ricordo, lui dice al venerdì, no? Lui faceva le punizioni, però prima si parlava con Paolo Miano e ho detto, ma forse Zico non si ricorda le sfide a calcio tennis, che c'era Enzo, il grande Enzo, che si faceva la squadra, diceva io faccio la squadra, la faccio io, e chi prendeva? Zico, Mauro, Causio, i piedi buoni. Però eravamo io, Gerolin, Cattaneo, tutti quei piedi meno delicati. Però più di qualche volta forse lui non si ricorda, vincevamo noi. A Pradella volevo chiedere cosa significava avere un giocatore così in spogliatoio, perché voi avevate già avuto Causio, che comunque, perché Causio arrivato prima e già un giocatore di quel livello lì per Udine era tanta roba. Ma avere questo signore qui o anche quando eravate a Rio, perché voi la prima volta che lo incrociate è a Rio, perché siete in albergo a fare una tournée e Dal Cin vi dice guardate che viene Zico e così lo conoscete. Ecco. De Agostini ha raccontato che quel giorno lì diede la mano a Zico e non se la lavò per una settimana. Pradella invece? Ma per noi chiaramente, buongiorno a tutti, per noi avere un campione in squadra era un privilegio, allenarsi, giocare insieme le partite, quindi lui ha dato dimostrazione a tutti noi cosa vuol dire essere un campione, perché a mio avviso il campione lo è in campo, ma soprattutto lo è fuori, perché personaggi del genere devono dare un esempio a livello mondiale, soprattutto per i giovani, cosa significa e come comportarsi. Quindi per noi è stato un esempio straordinario e ha aperto una strada importante, soprattutto anche come mentalità, perché lui ha portato una mentalità. Noi a Udine io era il secondo anno che c'ero, perché ero stato 2 anni al Monza, poi sono ritornato quando è arrivato Zico. Però a Udine quegli anni lì si parlava di salvezza. Lui, come ha detto prima, ha portato questa mentalità e per poco ha avuto ragione, perché siamo arrivati a un punto 2 dalla Coppa UEFA. E poi voglio ricordare una cosa, che lui sì, le punizioni, che per noi prendere un fallo fuori area era come prendere un rigore, però lui aveva una capacità di passaggio smarcante che io sinceramente ero giovane, ma penso tutti gli altri, non avevo mai visto. E ricordo un episodio quando abbiamo vinto contro la Roma 1-0, che hai fatto gol, e io stavo correndo sulla linea, stavo andando sulla linea difensiva verso la porta, e lui ha fatto filtrare una palla in mezzo a 3 giocatori della Roma, e io mi sono trovato davanti a Tancredi, che era il portiere della Roma, senza neanche accorgermi. Sono rimasto talmente sorpreso che ho perso il momento e ho sbagliato il gol. Ecco. È vero. E poi una cosa che vorrei dire molto simpatica, perché io dico a tutti che quell'anno là, Zico, io e te abbiamo fatto 20 gol, 19 tu e 1 io. Questa ha avuto, io quando stavo iniziando del titolare della squadra, i primi partite, c'era un attaccante del Flamengo e della Nazionale, campione del mondo nel 70, Dario, si chiamava Dada Maraviglia, e lui non sapeva fare 3 palette, però metteva il pallone davanti a lui, pum, testa forte, e lui era un ragazzo, non c'era padre, madre, e dove abitava io, nel Quincino, là nella mia piccola casa, vicino c'era la scuola di queste ragazze che erano lì, dormivano lì, studiavano lì. Questo era uno, Dario. Abbiamo fatto un'amicizia da quel periodo e io ho trovato lui campione del mondo nel Flamengo insieme. Stavamo giocando contro Corinthians.
Abbiamo vinto 5-1, io ho fatto 2 gol, lui ha fatto 2 gol, però lui ha perso 3 o 4. Arriva lunedì e lui mi chiama. Tu non fai mai questo con me, tu non puoi fare, non puoi dare il pallone, devi stare vicino davanti al portiere, perché io divento nervoso e sbaglio, dammi il pallone difficile. E questo lì, io non sapevo dare il pallone difficile, la palla era più facile. Io dico sempre che il mio disgusto nel calcio era mentale, non era fisico, perché doveva guardare tutto qui, quando il pallone arriva tu già sai quello che fare, sai, e per questo oggi loro hanno disgusto solo fisico. Ha parlato di mentalità Pradella. Zico una volta ha raccontato che alla fine del precampionato, quando l'Udinese gioca con Real Madrid e vince 2-1 e batte anche l'America di Rio, allenata tra l'altro da... Tu non puoi sentire nulla nella macchina, né? No, vabbè, ma questa l'hai raccontata così. Sì. Io non ti chiedo il nome, però un tuo compagno di squadra dice, eravate a fare la doccia, adesso però qua la cosa si complica perché abbiamo fatto questo precampionato, adesso ci chiederanno di vincere il campionato. Tu ti giri, lo guardi di brutto e gli dici perché cosa siamo a fare qua? Noi siamo qua per provare a vincere il campionato. Non ti chiedo il nome, non era nessuno di questi. No, non era, ecco, possiamo è venuto uno di fuori di una squadra piccola, è giusto che aveva questo pensiero, ma doveva cambiare. Ecco. Non poteva stare questo per far capire, perché abbiamo vinto 3-1 Real Madrid, 4-1 Barcellona. E quello là, questa squadra, dobbiamo stare attenti nel campionato. Non è che ha avuto solo fortuna, c'era qualcosa, c'è la mano di Ferrari, c'è la qualità del calciatore. Senti, se ti chiedo di raccontare l'episodio dell'intervista a Maurizio Mosca, ti fa piacere o no? Perché è una cosa se loro vogliono sentire. Secondo me se ne è parlato tanto in quegli anni, perché è stato comunque una cosa abbastanza clamorosa che poi un giocatore in diretta televisiva smentisca brutalmente. Sì, io ho sempre avuto un bel rapporto con la stampa, non c'è lo problema, chiamano, parlo, e eravamo a fare il ritiro a Tarvisio e si allenava di mattina, pomeriggio e la sera c'era la partita contro la squadra di America, mio fratello era allenatore. Io chiedo a Ferrari permesso per venire a Udine per mangiare con mio fratello e rimanere lì a casa per quando arriva la squadra io mi trovo insieme allo stadio. Ah, va bene, sono andato, abbiamo giocato, tutto bene. 2 giorni dopo io arrivo agli spogliatoi con buongiorno e tutti mi guardano. Io non sapevo chi era e chiamo Edinho, che è successo? Nessuno parla con me, che cosa strana. Tu hai dato un'intervista, hai parlato male, cazzata. Ma io non ho dato intervista a nessuno. Sono andato a Udine, non era qui, non ho parlato con nessun giornalista, non ho parlato niente. Ma mi chiama Ferrari che vuole parlare con i giocatori. E Ferrari chiama tutti. Io ho detto, io non ho fatto nulla di questo, perché era la manchette della Gazzetta dello Sport. Sì, c'era la Gazzetta che era uscita con un... Dunque, dicendo che io ero il migliore, il numero 1, che non c'era nessuno. E io non conoscevo neanche chi era Maurizio Mosca, non sapevo, mai visto. E va bene, ho fatto la spiegazione ai giocatori, non so se loro capiscono o non capiscono, come era, se pensavano. E la vita va avanti. E prima giornata del campionato con Genova abbiamo vinto 5-0, ho fatto 2 gol
E un giorno dopo c'era il programma in diretta della mia casa, il processo lunedì. E sono lì con Dalcin e Aldo Biscardi apre il programma, presenta tutti e da Milano abbiamo qui, quello che vuole fare la prima domanda è libero. Chi era? E è giusto questo, Maurizio Mosca. Io sono prima a fare la domanda, va bene Maurizio Mosca, quando lui ha parlato Maurizio Mosca io già era con tutto qui già, pronto. E lui mi ha fatto la domanda, io ho detto, mi scusa ma prima di rispondere io volevo fare una domanda a lei. Lei ha messo una intervista di una pagina sul giornale principale dello sport dell'Italia senza mai parlare con me, io non le conosco. Poteva dire questa cosa perché ha fatto questa intervista? E lui, tutti ridevano, lui sta zitto, 40 secondi, guarda che se mette 40 secondi è tempo, né una In TV. televisione sono E tanti. lui lì, e lei come non mi ha detto niente, io per educazione vado a rispondere alla sua domanda. Ha risposto. E quando sono arrivo allo spogliatoio nel giorno dopo, tutte loro, che bello! Lì gli avete creduto, gli avete capito che... Applausi! Io ho detto, un mese si è passato per voi credere in questa cosa. Per raccontarvi un po' di più a 360 gradi questo signore, vorrei partire anche dalla sua infanzia, perché Zico è il sesto, l'ultimo di 6 figli, di un papà e di una... Oggi siamo solo in 4. Di un papà e di una mamma, la mamma era casalinga, il papà faceva il sarto invece. Sarto, sì. E in una intervista che avevamo fatto in occasione dei suoi 70 anni, Zico mi raccontò che lui quando era piccolo usciva di scuola e andava sempre nello studio del papà e lì ha imparato una cosa, perché vedeva il suo papà lavorare in maniera molto precisa, attento, perché non voleva che poi il cliente gli riportasse indietro il vestito per rifarlo. E questa cosa gli è rimasta sempre molto impressa. Era un perfezionista. Ecco. Mi ha fatto imparare senza dire una parola. Io solo guardavo e lui faceva tutto lì. E quello che faceva il suo secondo diceva, ma signor Antunes, è già bellissimo, è pronto, poi non bisogna tornare. No, io voglio tornare, non mi piace che uno venga qua e mi porti questa cosa e mi ha fatto imparare questo. No? Questo è stato un insegnamento che ti sei portato dietro, Sì, poi pur facendo un lavoro completamente diverso. Sì, ma doveva avere la perfezione. Io volevo essere il numero uno nel passo, il numero uno colpo di lo stop. Lo stop del pallone, del tiro libero, del giro con la destra, con la sinistra, del colpo di testa. E questo sono momenti che io ho avuto la felicità e ho avuto anche 3 professionisti dei miei fratelli. Tutti i giorni era calcio. Questo per me... Il suo papà era un tifoso del Flamengo, se non dico una stupidaggine, nel 1950 era al Maracanã a vedere la finale persa con l'Uruguay. Lui mai mi ha visto giocare. E però suo papà, nel momento in cui suo figlio incomincia a giocare, non l'ha mai visto giocare dal vivo, mai. Ecco, questa è una cosa veramente che... Lui, quando il Brasile ha perso il Mondiale nel 50, lui era allo stadio, era un affezionato per la nazionale brasiliana, e ha detto, mai torno qui nel Maracanã. E non è tornato. Neanche per vedere giocare suo figlio che è stato... Lui non è tornato neanche a Portogallo, alla sua città. E poi vorrei che raccontassi, perché veramente bisognerebbe vederlo, perché è uno spot, a Zico hanno fatto una sorpresa ma raccontala tu che è troppo bella, raccontala nei particolari, quella dove c'è la voce di tuo papà. Ah sì, una pubblicità del Giorno dei Padri. Loro mi hanno chiamato per fare un commerciale, io ero lì nel Maracanã e con questa intelligenza artificiale
hanno preso mio fratello, Edu, che parlava come un po' di portoghese, è venuto. Io ero lì, mi parla i miei 3 figli prima, io piangevo già, aveva la protesi, né? Era un momento difficile, che non sa se che va a succedere dopo che fa una protesi. La emozione era più alta in quel periodo, e dopo io mi giro dove aveva il tifoso di Flamengo, viene fuori una banderola con una foto di mio padre e gli dicendo: io mai visto te giocare, volevo che tu mi faceva un piacere. Io avevo fatto 334 gol nel Maracanã, che tu oggi possa fare o 335. Io non potevo calciare, dovuto calciare con la sinistra perché la destra io fatto per lui, ma era uguale a mio padre, la voce, è una cosa fantastica, indimenticabile. Come? Al Maracanã 334, solo al Maracanã. Il momento più bello dal punto di vista calcistico a Udine qual è stato, se ce n'è stato uno? A Udine? A Udine, non so, la vittoria. Senz'altro la partita contro la Roma, né? Perché la Roma era la migliore squadra del campione d'Italia, forse da 40 anni l'Udinese non vinceva. La Roma era difficile, è stata una partita difficile. Adesso in Brasile, che abbiamo il nostro grande italiano come allenatore, Carlo che faceva la marcatura, e lui ha dato una intervista adesso che era il momento che lui mi ha lasciato libero. Il gol è venuto 5 minuti dalla fine sul lancio di Caugio. È stato un momento bellissimo, né? Perché dare quella felicità ai tifosi, la curva nord è pazzesca, è stato un momento diverso. Allora, domani sera sei con più o meno credo un 200 persone a festeggiare questo rapporto. Ecco, io vorrei che tu raccontassi come è nato questo rapporto, perché in quei tempi non c'era, 40 anni fa, non c'era nessun club che aveva il club non era mai stato intitolato a un calciatore. Credo che fosse stato Giulio Adori a parlare con questi ragazzi di Ursaria dicendo: ma com'è possibile che un giocatore come Zico non abbia? E loro hanno preso queste iniziative, pare che erano giovani, e quasi timidamente sono venuti a chiedere questa cosa. A te che effetto fece quella volta? Perché poi tu sei andato a inaugurarla, mi pare, ad aprile dell'85, la sede, quindi giusto 40 anni fa, anche se in realtà il club è stato fondato a dicembre 84. Sì, io... E se avresti mai immaginato 40 anni dopo di continuare a fare... No, immaginavo anche di tornare amici, questi amici, del rapporto anche delle famiglie. Io credo che sono cose che accadono nella nostra vita, non si sa, sono destino, sono persone che lavorano con il cuore, che è più importante, e credo che è stata una soddisfazione grande di sapere che sono pochi nel mondo, non vado a dire in Italia, ma nel mondo, che hanno questa soddisfazione di avere gente che si mantiene a 40 anni legato al tuo nome, e con tante sorprese che loro hanno fatto. Nel mio Dio del Flamengo nel 90 loro sono andati lì e nessuno capiva dei tifosi del Flamengo, c'erano quasi 100.000 persone nello stadio e c'è quelle banderone dell'Udinese che questi italiani fanno qui. E dopo i miei 70 anni io ero fuori della mia casa e stavo in lavoro e mio figlio Junior mi chiama: vieni a casa, che ora tu vieni, per piacere, mi fa.
Io dico, Giulio, aspetta, sono qui, occupato. Quando arrivo a casa c'è tutte queste grandi persone, lì c'erano 13 persone, tu era ancora, né? Tu anche era uno di questi 13. È stata una sorpresa grande, felicità grande, questo rapporto, questo si dice che perché la emozione viene fuori quando facciamo. Ieri quello hanno fatto quello morale lì, è una cosa stupenda e ringrazio ogni giorno a Dio per questa vita che io... Ieri a Orsaria è stato scoperto un murale di 2 metri per 6 e fatto a Orsaria, dove viene raffigurato Zico che calcia. Io non vorrei dire una stupidaggine, ma credo che quella foto sia stata fatta la prima giornata di campionato a Genova. Non sono sicuro, No. però mi pare di sì. E ecco, non c'è solo Maradona che ha il murale a Napoli. Adesso in questo paesino di quanti abitanti, sindaco? Ecco, di 900 anime il paese, c'è questo murale e io sono convinto che facendo un po' di pubblicità via social diventerà un posto dove qualcuno verrà a ammirare quest'opera che fra l'altro devo dire è molto apprezzabile dal punto di vista estetico, perché è quasi tridimensionale, è proprio, riproduce veramente il gesto di questo signore, di questo che calcia il pallone. Una cosa che mi colpisce molto è che nel Flamengo io è stato tanti anni, ha vinto tanti campionati, scudetto, il campionato più importante del Sud America abbiamo vinto, è stato un tifoso, è una cosa. Ma qui io posso dire, io non ho vinto niente, nulla. Hai vinto qualcos'altro forse? Sì, io ho vinto la felicità della gente. Credo che questo è più importante. Loro capiscono tuo talento, tuo modo di essere con la gente, con il tuo modo di essere come professionista. E di quello che è stato importante per la città di Udine, per il club udinese. Questo è che loro hanno capito la mia importanza qui. Questo è che a me mi colpisce molto, perché è venuto un straniero qui, ha giocato, ha fatto qualche gol, ha tirato punizioni, ma è andato via e basta, ci dimentica. Loro no, dove andando in Italia, loro sentono questa felicità. Io ero commentatore di una TV brasiliana nella finale della Champions, qui era Real Madrid e a Milano, Atletico di Madrid. Sono andato lì per prendere la credita lì. E quando sono arrivato, saltato da macchina, uno neanche mi ha detto come stai, bene, tutto bene. Lui è venuto, che rovesciata quella qui a Milano. Io, bene, questo vede che è una cosa che normale, noi venetiamo, bene, facere, andiamo a fare la credita. No, quello lì era un tifoso del Milan. Io ero nel Milan, ma è stato benissimo. Siamo 2 paesi diversi completamente, abbiamo abitudini, quindi una volta mi ricordo che Michele disse, Zico dice che il Maracanã e il Friuli, sì, il Maracanã e il Friuli sono 2 cose completamente diverse, anche perché solo tutto il Friuli è la curva del Maracanã, quindi siamo a dimensioni completamente diverse, però io vedo quando lui arriva qua com'è la gente, e quando sono andato là però ho visto anche com'è la gente quando c'è lui, o anche quando non c'è, perché questi signori che andavano poi in spiaggia avevano gli asciugamani bianchi con raffigurato la faccia di questo signore. Io vedevo che c'era gente, i venditori ambulanti, quelli che vendevano bibite, si inginocchiavano davanti agli asciugamani. E lui è un dio là, è un dio pagano, ma è un dio. E
qui non so se è un dio, ma comunque è un grande amico nostro, questo sicuramente. Grazie mille. E poi le chiedo per un bambino se mi fa questo autografo. Grazie. Aspetta, Marco, complimenti come uomo, come persona. Stupendo, stupendo. Grazie mille del nostro questa maglia gliel'abbiamo portata sul site. Oggi appoggiatevi qua. Luca. Sì? Grazie, grazie. Poi scrive Forza Udinese.